Una buona giornata a tutti i telespettatori di Tele4, ben ritrovati con Sveglia Trieste. Oggi è mercoledì 10 maggio, andiamo a leggere subito la situazione meteo proprio per quanto riguarda oggi. Un fronte freddo interesserà la regione portando nella giornata di domani alla formazione di un minimo di pressione sull'Alto Adriatico. La depressione determinerà venti umidi in prevalenza da sud in quota e da est nei bassi strati. Per oggi, mercoledì 10, cielo coperto con piogge diffuse e persistenti che saranno da intense ad abbondanti sulla fascia occidentale, da abbondanti a moderate a est. Neve a partire dai 1700-1800 metri circa, soffiera bora moderata sulla costa e sul Carso, temperature massime in deciso calo. Difatti le temperature fra le minime dei 13-15 gradi, le massime invece tra i 15 e i 16 gradi centigradi. Per domani, giovedì 11, cielo coperto con piogge diffuse e persistenti che saranno intense a ovest da abbondanti e intense a est. Nel pomeriggio, su pianura e costa non si esclude qualche rovescio o temporale, neve abbondante in quota sopra i 1700 metri circa, sulla fascia occidentale soffierà vento da nord moderato, su Alpi e Prealpi Giulie in quota vento da nord-est sostenuto, su Carso e Trieste Bora sostenuta. Anche per domani le minime fra i 13 e i 15 gradi, le massime 15-17 gradi centigradi. Qualche leggera schiarita a partire dalla giornata di venerdì. Oggi avremo ospiti nella nostra trasmissione dalle 7:30 alle 9 il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale Marcelo Medau e il consigliere comunale della lista Russo Punto Franco Giorgio Sclip. A seguire dalle 9 alle 10 in compagnia del Presidente del Consiglio Comunale del gruppo misto di maggioranza Francesco Panteca. Andiamo a leggere le notizie del Piccolo di oggi, la prima pagina, il primo confronto. Vediamo Eli Schlein e Giorgia Meloni, temi di politica nelle prime pagine del Piccolo odierno. Il 38% in più di turisti invece sono i dati del primo trimestre, con un aumento di flussi per il capoluogo, ma per tutto il Friuli Venezia Giulia. Trieste continua a crescere, i più alti tassi di incremento dai Balcani. Raddoppiano poi anche i turisti dagli Stati Uniti. Le tre coppie francesi in viaggio con Mina e la strana moneta, viene raccontato a pagina 11, e qua tre coppie di turisti francesi in città che sono state fotografate e messe bene in prima pagina col Piccolo di oggi. La guerra in Ucraina, Putin accusa l'Occidente, von der Leyen in visita a Kiev, Trump condannato per aggressione sessuale negli Stati Uniti, l'ex presidente che ha già dichiarato di voler correre nuovamente per la Casa Bianca. La cronaca allo stabilimento di Castelreggio alla famiglia Fari, a pagina 25 i dettagli sul futuro che sarà molto immediato della stagione estiva assistiana. Cigno decapitato, scoperto a Grignano, un atto doloso, si mescola cronaca e attualità in questo titolo. Guasto in via Mazzini, serve una settimana per completare i lavori, è stato più impegnativo del previsto. Il lavoro che Acegas, APS Amga e gli altri tecnici specializzati stanno continuando a svolgere nella tubatura che si è rotta in via Mazzini, piazza della Repubblica. Record di domande per i centri estivi, nei nidi salite le domande del 36%, a fronte anche di maggiori disponibilità che quest'anno il Comune di Trieste ha aperto alla cittadinanza. Le storie, la discesa sugli sci da 5.505 metri, a pagina 13 c'è questa storia, poi Mago Triestino degli effetti speciali invece a pagina 32. Le prime notizie, come abbiamo visto, dalla prima pagina si occupano di politica, la sfida delle riforme. Meloni consulta le opposizioni, serve una democrazia più stabile, apre il terzo polo, la segretaria del Partito Democratico Schlein, la priorità non è il premierato, questo ha detto Schlein. Poi le trattative, non c'è una proposta preconfezionata, è molto importante ci sia ampia condivisione, ma non verrò meno agli impegni. 2. Gli obiettivi irrinunciabili, la stabilità dei governi e delle legislature e il rispetto del voto dei cittadini alle urne, le parole di Giorgia Meloni. Presidenzialismi e premierati
qui nello schema che guarda a quelle che sono le composizioni istituzionali a livello parlamentare e presidenziale degli Stati Uniti, della Francia, della Germania e poi in Italia, con le differenze del caso. Non c'è premier negli Stati Uniti, c'è direttamente il presidente, poi la nomina e revoca di un premier in Italia e in Germania invece ricalca la stessa situazione, e poi ci sono diverse differenze anche come numero massimo di mandati, chi può respingere le leggi, le nomine e le revoche dei ministri, chi può sciogliere le Camere anche, perché ci sono diverse situazioni fra i vari paesi. Giorgia, Ellie, subito scintille nel faccia a faccia d'esordio, entrambe hanno mostrato i paletti della loro battaglia identitaria, sanno che la posta in gioco è rafforzare la leadership e minimizzare il ruolo dei rispettivi alleati. Andiamo a pagina 9 invece, attoniti per le parole di Descalzi, aspettiamo la verità sul caso Regeni, le critiche della famiglia di Giulio all'intervento dell'amministratore delegato di Eni che aveva parlato di reciprocità negli aiuti con l'Egitto. Qui in foto chi tiene in mano gli striscioni con scritto verità per Giulio Regeni, oltre al volto del giovane scomparso in Egitto, nativo di Fiumicello, e poi nell'altra foto più in piccolo l'avvocata Alessandra Bellarini, che è parte chiamata in causa. In questo caso c'è anche un'intervista proprio per le parole che non sono andate giù sul caso Regeni. Turismo, aumento del 32%, sfiorato in 3 mesi il 1.000.000 di presenze, crescita marcata anche rispetto all'anno di riferimento che è il 2019. Trieste fa da traino con un più 38,6%, boom di arrivi da Est Europa e Balcani. Nel capoluogo raddoppiano anche le presenze degli statunitensi. Abbiamo dei numeri: turismo in Friuli Venezia Giulia quasi 1.000.000, le presenze totali attuali 977.545, più 37,1% di turisti stranieri, più 62,9% di turisti italiani, il dato del primo trimestre di quest'anno, del 2023. Le immagini guardano a numeri alti anche in attesa dell'estate. In Friuli Venezia Giulia confronto fra il 2022 e il 2023 più 31,8%, prendendo ad esame i primi mesi dell'anno. A Trieste, come abbiamo visto, più 38,6%, incrementa anche Gorizia, seppur meno delle altre province, più 17%, Pordenone più 26,7%, anche Udine ha un buon numero di turisti. Consideriamo anche che i dati presi nelle percentuali inglobano quelle località turistiche site nelle varie province che beneficiano poi a livello provinciale proprio dell'incremento dei dati. Quella della provincia di Udine, che va da Tarvisio a Lignano Sabbiadoro, e ho citato 2 dei luoghi più turistici anche delle rispettive stagioni, sicuramente aiutano ad attirare nuove persone in visita in regione. Come dicevo, Udine più 33,4%, un dato molto positivo. Qui si vedono i turisti in centro città a Trieste. L'attrattività, dice il presidente Fedriga, secondo il governatore, infatti i primi dati sull'andamento del turismo tra gennaio e marzo sono molto incoraggianti, sono frutto di un lavoro collettivo costruito negli anni rispetto all'attrattività della regione sul fronte del turismo, ma anche in riferimento dei paesi esteri, dove guadagniamo posizioni. I turisti stranieri superano la quota del 37% sul totale di chi sceglie di visitare il Friuli Venezia Giulia. Nell'arco dell'anno, dice Alessandro Lovato del Grand Hotel Astoria di Grado, già presidente della GIT, le prenotazioni fanno prosperare il comparto e prospettare un'estate con numeri importanti, nonostante un maggio climaticamente non troppo favorevole. E basti guardare anche alla giornata di oggi, dove è prevista una situazione atmosferica più autunnale che estiva, sebbene siamo ancora in primavera, con piogge diffuse che si prolungheranno ancora fino a domani. 3 coppie e il cane in viaggio, dalla Francia, mare, arte, borghi e buon vino, c'è tutto. 6 amici dell'Alta Savoia impegnati in un itinerario che va dalle spiagge fino alla casa delle farfalle di Bortano. Qui la foto e la storia raccontata da Francesco
Codagnone, Romagna superata nell'Alto Adriatico come presenze e dati turistici. Qui siamo alla cronaca, la tragedia di Foggia, ho visto mia figlia morire, l'ha uccisa per quel che ha detto, quel caso piuttosto drammatico che si è sviluppato all'interno delle mura domestiche con la morte di una giovane in difesa della madre dal padre violento che ha poi anche aggredito una terza persona. Mosetti sugli sci, giù dalla vetta inviolata, cambiamo tenore d'argomento, obiettivo centrato dal Goriziano in Pakistan su una montagna di 5.505 metri, dedicato al triestino Leonardo Comelli, ha detto lo stesso Mosetti dopo l'impresa, le foto di rito del caso che lo vedono felice per aver raggiunto la vetta. Andiamo all'economia, la logistica regionale schierata a Monaco, crescere in Europa unendo le forze. Sempre presidente Fedriga ha detto consolidare le alleanze, il presidente dell'autorità portuaria d'Agostino, asse fra il porto di Trieste e la Germania che ha già messo le basi anche nella Venezia Giulia con la propria imprenditoria, soprattutto riguardo al porto. Il risico delle super container, Bolloré vende gli asset a CMA CGM, l'armatore marsigliese attivo anche a Trieste, diventa il quarto gruppo mondiale. Gruppo Fincantieri, ricavi su del 4,9% con l'eolico offshore, nuove navi per VARD. Il CEO Folgero presenta oggi il nuovo piano industriale, azienda in campo ad Atene per la corvette della Marina, con il gruppo che vede aumentati i ricavi. Cosulic, l'acciaio riparte a nord-est, segnali di ripresa della domanda, l'imprenditore triestino genovese, il settore siderurgico conferma la sua resilienza. 300 imprese alla rassegna Made in Steel a Milano per riguardo all'alimentare, alleanza Coop, più sprechi con il divieto della plastica. È stato detto, se da un lato il divieto della plastica può portare a un bene, dall'altro però Alleanza Coop rimarca che ci sono più sprechi rispetto al passato. Primo via libera, nuovo nucleare, mozione passa alla Camera, il governo ringrazia, adesso l'atomo è nel mix energetico, qui il ministro Pichetto Frattin con un tema molto delicato che era è anche attuale, quello del rifornimento energetico attraverso il nucleare. Andiamo alla pagina dedicata alla cronaca di Trieste, centri estivi e ricrestate, mai così tante domande, nei nidi è più 36% sul 2022, le richieste per i bambini in età da scuola d'infanzia salgono del 29%, primarie più 34%, aumento ancora più netto rispetto al pre-Covid, cresciuti anche i posti disponibili, qui i numeri di nidi, scuole infanzia, scuole primarie e ricrestate fra le domande e le liste di attesa, nonché i posti accolti nel 2023, 4.108 le domande accolte con posti solo ricre con overbooking del 20%, 2.282, 1.826 in lista d'attesa. All'interno della stessa pagina c'è un altro argomento, primo appalto dedicato ai disabili a una cordata di 3 coop sociali, oggi l'affidamento provvisorio 2001, la Quercia e Alma. Nella pagina seguente invece oltre 1 milione per gli asili della periferia sud, interessati gli interventi a Tre Casette Colibrì, a Borgo San Sergio e a Arcobaleno Primi Passi a Poggi Paese. Andiamo avanti oltre la pubblicità perché vediamo l'illuminazione pubblica, una partita importante, si affrontano in gara i colossi Era ed Edison. Oggi ci sarà l'apertura della documentazione, poi la costituzione della commissione esaminatrice. Saranno mesi di lavoro per analizzare proprio le offerte, l'ultimo termine giovedì scorso, qui l'assessore Bertoli che poi guarderà anche a chi l'avrà superata questa prova delle offerte. Richetti di Piazza era senza il caschetto in Galleria Foraggi, la domanda d'attualità dell'eletta del 5 Stelle nel percorso che il sindaco ha svolto all'interno della galleria proprio con noi di Tele4, con Ferdinando Avarino. La consigliera Richetti rimarca mancava il dispositivo di sicurezza. L'opposizione, il centrodestra sfugge il dibattito sulla sanità, dopo il consiglio comunale sulle mozioni la minoranza lamenta
l'esito della seduta, poi Kakovic che entra in aula con adesso Trieste al posto di Massolino, l'avvicendamento della nuova consigliera. Piazza della Repubblica invece servirà una settimana per completare i lavori. Ieri abbiamo svolto un sopralluogo sul posto, quello che domenica poteva sembrare un incidente da risolvere nel giro di 24-48 ore invece si è rivelato essere più complicato del solito. Vediamo l'aggiornamento di ieri che ha seguito Marco Stabile. La fornitura dell'acqua alle utenze di Piazza della Repubblica, hotel, negozi e abitazioni è tornata. Ora Acegas APS AMGA sta provvedendo a completare i lavori sulla conduttura portante che domenica era scoppiata allagando tutta l'area circostante di via Mazzini, portando in superficie anche terriccio e fango. Gli interventi tecnici stanno riguardando la sigillatura delle tubazioni e le prove in pressione. Dunque, una volta messi in sicurezza i sottoservizi, partirà l'opera di chiusura dello scavo con la realizzazione dei pozzetti, i tombini per intendersi, in grado di poter garantire futuri sopralluoghi per il controllo delle 3 valvole principali sottostanti. La complessità nell'intervenire in loco è stata aumentata dai blocchi di cemento sovrastanti l'impianto, risalenti all'epoca del posizionamento degli speciali binari per il bus Stream. Nell'arco della settimana è previsto il ripristino completo, asfaltatura compresa. Come avete potuto notare si è trattato di un intervento di grande portata che però ha visto e va riconosciuto un intervento immediato e attivo del gestore fin dalle prime ore dinamiche della domenica pomeriggio. Il tema del risarcimento, dei danni, di quello che viene lamentato comprensibilmente anche da Federalberghi o da altri esercizi, credo che sarà oggetto di un approfondimento naturalmente con il gestore. È altrettanto evidente però che lo stesso gestore si è attivato da subito per cercare di limitare quelle che sono state le criticità sia ai singoli esercizi sia anche ovviamente a quello che è più di pertinenza del sottoscritto e dell'amministrazione comunale per quanto riguarda il trasporto pubblico e la strada. Naturalmente abbiamo condiviso quelle linee di ripristino che saranno a carico di Acegas APS AMGA per il rifacimento ovviamente del manto di superficie una volta completato l'intervento ancora in corso di tombatura del buco medesimo. Negli uffici del neoassessore all'urbanistica sono piovute in pochi giorni una raffica di richieste per il rifacimento e la miglioria di strade in svariati punti della città. Tra gli interventi che Babudera ha intenzione di cantierare quanto prima c'è quello di via Romagna. In questi primi 10 giorni ho ricevuto comprensibilmente notevoli esigenze e richieste di ammodernamento di strade, una per tutte via di Romagna. E naturalmente questi ammodernamenti, queste comprensibili richieste della cittadinanza troveranno oggetto della mia attenzione anche per quanto riguarda ovviamente il posizionamento dei sottoservizi che credo sia prioritario nell'ottica di un migliore intervento e di contenimento di costi a carico dell'amministrazione comunale. Leggiamo ancora altri articoli dal Piccolo di oggi. Clinica patologie del fegato trasferita all'ospedale Maggiore per la sanità e taglio dei consultori a San Giacomo, flash mob per dire di no all'appuntamento organizzato dalle donne di Verdi Sinistra Italiana e Partito Socialista. Poi cigno decapitato sullo square di Grignano, il macabro ritrovamento, la segnalazione dello staff dell'area marina protetta di Miramare all'azienda sanitaria. Il direttore Spoto ha detto un atto doloso, l'animale da tempo si aggirava in mare fra quella zona e Santa Croce, poi il ritrovamento dell'animale morto. Andiamo invece a un evento che avrà luogo fra pochi giorni, tradizione e innovazione a 4 ruote nella 3 giorni della Mitteleuropean Race da venerdì, la 7ª edizione targata adrenalinica, prove cronometrate, sfilate turistiche, vetture in Piazza Unità. Qui le immagini della conferenza di presentazione di ieri che abbiamo seguito e che vi proponiamo. 7° anno, una manifestazione importante, sicuramente di nicchia, però che catapulta ancora una volta Trieste nel mondo internazionale, perché comunque abbiamo concorrenti che arrivano un po' da tutto il mondo, pensiamo che ci sono concorrenti che quest'anno arrivano da Miami. Così Riccardo Novacco, patron dell'iniziativa organizzata da Adrenalinica Motorsport, sintetizza l'edizione 2023 della Mitteleuropean Race. La kermesse dedicata alle automobili storiche che vede il patrocinio del comune è pronta a partire. Formula che vince non si cambia,
cambia 3 gli appuntamenti. La Mitteleuropean Race vera e propria, in programma sabato 13 maggio, e la gara di regolarità, che quest'anno evidenzia anche nel sottotitolo il legame ideale con la salita della Trieste-Opicina. Si svilupperà attraverso strade secondarie lungo un tracciato di 500 km coprendo tutte le province della regione. Il roadbook è stato fatto su stradine, ripeto, secondarie, dove i piloti troveranno grosse difficoltà. Le prove sono strutturate anche quelle in maniera difficile, non è una gara semplice la nostra. La Mid Race Tour Cup, sempre sabato, è invece un evento puramente turistico, senza prove e che prevede momenti culturali specifici, ad esempio una visita alla scuola mosaicisti di Spilimbergo. Domenica 14 maggio la gara di regolarità turistica su un percorso meno impegnativo, 90 km, ma altrettanto avvincente. Avremo alcune macchine dal punto di vista sportivo, dei modelli molto belli, dalle Ferrari all'Alfa Romeo 4C, che porteremo in giro per la regione per far visitare dal punto di vista turistico e culinario dei posti splendidi. C'è anche spazio per il concorso d'eleganza Città di Trieste. Una trentina di prestigiose vetture d'epoca saranno esposte in Piazza Unità già a partire da venerdì. Avremo ancora una volta un museo a cielo aperto, nella Piazza Unità d'Italia ci saranno quasi un centinaio di vetture, tra concorso di eleganza, turistica, superclassica e la regolarità. Il Comune ha confermato l'appoggio all'iniziativa che può sembrare elitaria, ma che rappresenta in fin dei conti un'ulteriore attrattiva anche a lungo termine per la città. E non è più una moda, è una delle tantissime cose che la città offre, incuriosisce e sulle quali evidentemente si può fare non solo marketing ma anche economia. Eventi di questo genere si rivolgono appunto a una platea specifica, ma che appunto anche per la sua specificità magari è fatta di persone che arrivano qui come turisti ma magari tornano come imprenditori. Gli aggiornamenti invece della mattinata, della nottata e della giornata, possiamo dire, in collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Buongiorno. Buongiorno Gugliotta, buongiorno a lei e tutti i telespettatori. Buongiorno De Grassi, cosa ci dice? Diciamo, per quanto riguarda la notte appena trascorsa, per quanto ci riguarda tutto si è svolto senza problematiche particolari. Ovviamente questa mattina sta piovendo, se qualcuno non se ne fosse accorto, pioggerellina che può creare scivolosità del manto stradale, perciò come dico sempre attenzione nella guida, questo sempre, ma soprattutto in queste condizioni. Per il resto abbiamo da segnalare il solito scavo a causa della rottura della condotta d'acqua in via Mazzini, sì, che però per il momento non ha creato grossissimi problemi al traffico veicolare. Ovviamente ci sono delle problematiche per quanto riguarda i veicoli dedicati al carico-scarico in zona, però per il momento non abbiamo segnalazioni di situazioni diciamo critiche. Per il resto il traffico, da quanto posso vedere dalle nostre telecamere, al momento è scarso, si intensificherà sicuramente nelle ore a venire. Non abbiamo interventi in questo momento in atto, vi restituirei la linea. Bene, grazie al commissario De Grassi, buona giornata, buon lavoro. Parimenti a tutti voi. Grazie. Andiamo a leggere ancora dal piccolo un centinaio di alpini della sezione cittadina alla Dunata di Udine, l'evento e i preparativi per la Dunata degli Alpini di Udine di questo fine settimana e poi l'inaugurazione in giugno per lo stabilimento della BAT, la British American Tobacco. L'annuncio durante l'incontro sull'innovazione è stato dato ieri in questo appuntamento. Lo stabilimento di Castelreggio affidato alla SRS della famiglia Fari. L'esito della gara per l'estate 2023 e nella Baia di Sistiana la gestione dei parcheggi a pagamento va alla Gesto Park di Albissola Marittima. Qui l'insegna del stabilimento Castelreggio e quindi il futuro si delineerà con la famiglia Fari. Il Consiglio Comunale straordinario sul progetto del tunnel di Muggia. La minoranza presenta la richiesta di convocazione dell'Assemblea. Il capogruppo Dem Bussani dice si svolga in Sala Millo o al Teatro Verdi. Questa è la foto dell'interno della galleria di Muggia, oggetto da tempo del progetto del suo raddoppio. Al Ferdinandeo la commemorazione delle vittime del terrorismo in occasione del giorno della memoria per le vittime del terrorismo interno e internazionale
e delle stragi di tale matrice ha avuto luogo ieri in largo caduti di Nassiriya al Ferdinandeo una commemorazione alla presenza delle massime autorità istituzionali del nostro territorio. Ritrovo invece Maggiolini e Porsche sabato dalle 9 alle 11, ritrovo informale di Maggiolini e vetture e veicoli derivati dal piazzale di fronte alla stazione di Campomarzio, bene accette anche tutte le Porsche raffreddate ad aria. Questo è l'appuntamento per gli amanti delle automobili di questo tipo. In parrocchia le lezioni antitruffa per gli anziani, domenica alle 10 la parrocchia di Sant'Andrea e Santa Rita in via Locchi 22 ospiterà un incontro lezione dell'Arma dei Carabinieri rivolto alla popolazione anziana e finalizzato a prevenire tutte le truffe e tutti i reati, anche quelli telematici. Rispondendo alle domande dei presenti sono invitati tutti a partecipare. La partecipazione, come detto, e l'ingresso sono liberi. L'intervento invece, Vincenzo Milanesi, sta tramontando l'ideale degli Stati Uniti d'Europa, troppe distanze sui valori, diritti civili e principi della disunione europea sono il gioco attorno al quale la difficoltà di approccio degli Stati Uniti d'Europa si è portata avanti nel tempo. L'epopea dimenticata del 97° reggimento, la guerra di Triestini, Goriziani e Carsolini. Roberto Todero ricostruisce le vicende e le organizzazioni dell'unità militare austro-ungarica vittima dell'amnesia storica. Le foto storiche di fatti sono riportate in questa pagina, la mostra che illustra cimeli esposti al museo De Enriquez, che di questi contenuti ne ha numerosi reperti. Dal colera alla scienza, Trieste e le sue storie, una raccolta di schede sul lavoro, personaggi, sanità e imprese nell'ultimo secolo e mezzo. Dai combattimenti in Ucraina all'ultima carica di cavalleria, le sorti del volume testimonia di fatti le difficili condizioni in cui operarono i soldati, attingendo a lettere, diari e documenti d'archivio che ricostruiscono la guerra su chi le viveva in trincea o comunque sul campo. Ottetto di Mendelssohn e Sestetto di Tchaikovsky con Piovano e Friends, la musica e dunque la rassegna che viene qui ricordata, Teatro Miela. Andiamo poi al personaggio Ivan Sorgente, da Trieste a Londra, è un mago degli effetti speciali, oggi è impegnato nella seconda stagione della serie TV americana Loki e supervisiona tutti gli episodi. Tra i suoi lavori Il Trono di Spade e Mary Poppins, coordina circa 40 persone, ma dopo il Covid torna anche spesso a casa. Una carriera da effetti speciali a Londra per questo triestino di 30 anni che si è ritagliato la sua professionalità all'estero. Il bestiario di Davide Toffolo, animali veri o fantastici di un naturalista mancato, che presenta con musica e sorprese il suo bestiario a Pordenone. Pagina sportiva per quanto riguarda lo sport locale. La proprietà degli Stati Uniti della Pallacanestro Trieste, siamo delusi, presto cambi nel management. CSG annuncia un esame di quali azioni avrebbero potuto evitare la retrocessione, si valuta il ricorso sul caso Varese, abbiamo bisogno del sostegno di tutta la città, è stato detto dalla presidenza americana della Pallacanestro Trieste. Sempre basket, Futurosa, domani all'Allianz Dome si gioca tutto contro Carugate per la Serie A2 femminile. La Serie C Gold, Jadran stasera dentro o fuori, la Serie B femminile SGT travolgente su Sarcedo. Il derby dei derby invece questa sera, andata delle semifinali di Champions che divide Milano e appassiona il mondo. Caso record a San Siro, 200 paesi collegati. Leao, test prima del match difficile che sarà della partita, l'attaccante ala del Milan che ha riportato l'infortunio contro la Lazio in campionato, probabilmente non sarà del match. Una grande attesa per questa semifinale d'andata, dopo che ieri si è giocata l'altra semifinale fra Real Madrid e Manchester City, una partita elettrizzante. Benzema e Haaland a secco, Real City verdetto sospeso e rinviato alla prossima settimana, mercoledì. È finita 1-1 con il vantaggio del Real Madrid, poi il recupero con una sassata di Kevin De Bruyne
che ha ristabilito la parità in campo. Il Real Madrid forse ha fatto qualcosina di più rispetto agli avversari, aveva anche dalla sua il favore di giocare fra le mura domestiche, ma poi la parità mette in discussione tutta l'esito del passaggio del turno alla gara di ritorno. Non per soldi ma per denaro, Messi a un passo dal Al Hilal, pronti 600 milioni per 2 anni di contratto. A Riyadh c'è anche Ronaldo. Questa è la nuova frontiera del calcio mondiale, quello delle squadre del Medio Oriente, che a suon di dobloni si riescono ad assicurare i campioni del calcio mondiale proprio con l'avvicendamento di Messi, che festeggerà con la nazionale argentina in Qatar, che ha festeggiato con la nazionale argentina in Qatar la vittoria del mondiale, a un passo da una nuova avventura su un club, in questo caso la Al Hilal. Noi ci fermiamo qui per la rassegna stampa, torniamo tra poco, come detto, in compagnia di Marcelo Medau di Fratelli d'Italia e Giorgio Sclip della lista russo.franco. Beh sì, sì, vabbè, se capissi, diciamo, dai. Se capissi che ah sì? Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Giorgio Sclip, consigliere comunale della lista russo.franco, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno al capogruppo di Fratelli d'Italia, sempre il Consiglio Comunale, Marcelo Medau. Buongiorno a tutti, grazie, è sempre un piacere venire qui. Che ci spiega la sua maglietta. Sì, ovvio, era un po' di tempo che ne facevo una. Sì, questa allora, è la numero, maglietta, insomma, 10, 15. Sarà la 10, ma sì. Quella che ha funzionato tra l'altro via dell'Agro, che siamo riusciti poi a trovare a fare quella del Libra, quindi sarà ristrutturata tutta la zona dopo 40 anni. Poi ho fatto quella della via Mazzini, avevo fatto anche quella della, che tra l'altro ne parliamo dopo se mi permetterà il nostro conduttore, quella via Mazzini, angolo Piazza Goldoni, e questa qua è una maglietta che segue, tra l'altro ci tengo a mostrare perché poi alla fine le raccolte firme no, io sono più le raccolte serio, firme che abbiamo fatto dentro gli autobus. Allora l'iniziativa così pronti via. L'iniziativa qual è? Ho raccolto 180, insomma non servono poi tantissime per sottolineare, per accendere il riflettore sul problema. Allora sappiamo che in Viale D'Annunzio, adesso quando la galleria aprirà a brevissimo, e in Viale D'Annunzio tra... Perché ride? No, in Viale D'Annunzio passano già tantissime linee, la 20, la 21, la 40, la 41, la 18. Allora si è pensato che di mantenere il percorso attuale della 34, no? Perché ovviamente con la galleria chiusa tante linee sono state deviate, tantissime. Allora con questa deviazione si è capito che effettivamente è più utile per le persone che stanno in via Baiamonti, per le persone che passano magari la della PAM, insomma, quindi il percorso qual è? Piazza Barriera, Goldoni, galleria, seconda galleria, là vicino al supermercato, che non dico, davanti al deposito degli autobus, via Baiamonti su Costalunga, via della Pace Costalunga. Quindi sarebbe opportuno e sarebbe migliorativo il servizio per le persone che abitano in quella zona, mantenere il percorso attuale anche quando poi riaprirà la galleria, perché diciamo che Viale D'Annunzio è già parecchio servita, quindi non ha senso fare quel pezzettino là. Penso, io ho già parlato tra l'altro con qualche tecnico del trasporto, grossi problemi chilometrici non ci sono, quindi insomma... È tanto di più? È qualcosina di più, però si va magari a lavorare con le 19 e poi vedranno i tecnici come lavorarci. Insomma, allora io penso che sia opportuno attenzionare questo caso. Preparerò ovviamente una mozione di carattere urgente, sperando che passi in capigruppo, in modo da... Che ormai non è più scontato. No, non è più scontato nulla, in modo da far sì che si riesca a cambiare il percorso e dare un servizio ancora più capillare alla cittadinanza. L'azienda ha già dato una sua disponibilità? Io ho parlato con 2 tecnici dell'azienda, quelli che si occupano di questo, non ho ricevuto un no. No, cioè, quando ricevo un no, per me è un I. Quando ricevo un I, per me forse è un sì, quindi in realtà... Interessante questa interpretazione delle risposte. Poi insisto, quando ottieni un sì è un sì o è un no? Un sì, è un super sì, che però non è detto che vada in porto. No, certo, è chiaro.
Va bene, questa è per la maglietta, quindi La la maglietta dice guarda, così manteniamo il percorso della 34, Sì. Barriera, Piazza Goldoni, Broletto. Broletto con una T per fare il Triestin. Broletto. Però ci stava anche a sto punto anche Barriera. Sì, però volevo fare un po' metà e metà. Ah, ok, accontentare tutti. Via della Pace, Costalunga, Sì. Baiamonti della Pace, Costalunga e ritorno. Via della Pace, se posso, non voglio. Su Via della Chiede Pace. permesso a me o a lui? No, chiedo permesso a lei. Ma Clip, gli diamo il permesso di poter non voglio aggiungere. essere troppo invadente, però in realtà approfitto di parlare di Via della Pace, c'è quella mozione che verrà discussa a breve, mia con un emendamento da parte del nostro amico e sempre attento Corrado, sul fatto di mettere in sicurezza quella zona lì, perché sono già stati parecchi incidenti anche mortali. Con una purtroppo. rotonda magari? Una rotonda sarà difficile, che comunque costa parecchi soldi, ma io ho chiesto la rotonda, però l'emendamento poi è quello di mettere in sicurezza. Quindi basterebbe tra l'altro all'uscita di Via della Pace arretrare i posteggi in modo che lo stop sia libero sulla strada, in modo che si riesca a vedere a destra e a manca. Quindi è una mozione che si discuterà a breve, volevo solo sottolineare, insomma, siccome ho parlato di Via della Pace, quindi così rendiamo anche più agevole il percorso della 34. Quello è un punto che purtroppo è stato teatro di incidenti anche mortali. Esattamente. Quindi è da tanto tempo, lo ricordo sempre in questa trasmissione, ero sul posto tante volte con l'ex presidente della circoscrizione Bettio, con i consiglieri comunali, con gli assessori che parlavano tutti in maniera unanime di dover mettere mano a quell'incrocio, però rilevo da parte terza senza far polemica, nessuno lo ha fatto. No, adesso io sono fiducioso, si parlava la stessa cosa più o meno di Via dell'Agro, no? Quindi io sono fiducioso che a breve si riuscirà a ottenere il risultato, perché insomma, perché io e Corrado siamo due rompiscatole anche. Ma va, sul serio, a parte gli scherzi. Sentiamo una telefonata, poi Sclip, parliamo anche di altro. Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno. In merito alla linea 34, è vero che in piazza Viale D'Annunzio passa... Sì, abbiamo perso. Buongiorno. Sì, sulla 34 diceva. Sì, dicevo sulla... Cosa succede? Passano tantissimi autobus, però la 34 è l'unica che va in cimitero in alto sulla Costa Lunga. Le altre si fermano sotto, e chi deve andare, non so, a un funerale o anche alle tombe in alto, come fa? Va a piedi? No. Si ferma all'ultima fermata dopo la galleria, attraversa la strada e prende la 34 che va su per via Baiamonti. Ah, quindi invece di stare 10 minuti da Piazza Foraggi, mettiamo, andare su, bisogna fare mezz'ora di tragitto. Oddio signora, bisogna pensare sempre alla massa, direi di sì, no? perché guardi, sto già provando, Sì? Ecco. Comunque si impiega più tempo, primo. Quello che invece dovete pensare è che in Piazza Foraggi sempre passano tante, però non c'è nessuna linea diretta che va a Catinara. Quindi chi sta qui in zona deve andare al minimo fino in largo Barriera a prendersi per andare in ospedale di Catinara. Questo sarebbe più della 34. Tante cose si possono pensare, signora. Comunque ha ragione sulla 34. Beh, da Barriera prende la 37 o la 48 e arriva in la 37 ci mette 14 minuti ad arrivare su Catinara. Voi pensate per la 34 di cambiare il giro, però non avete mai pensato a una linea diretta per Catinara. Scusi, non voglio polemizzare, però giusto per fare un conto così in termini di tempo, da Piazza Foraggi in Barriera Vecchia, con qualsiasi auto, con la 20, con la 21, con la 40, anzi con la 40 ancora prima, ci mettiamo 4 minuti e mezzo. La 37 da Barriera fino a su ci mette 14 minuti. 34, dopo guardi, se lei con vuole la l'autobus sotto casa un altro paio di maniche. Sì. Ecco. Quindi pensate ad altre cose che sarebbe meglio, Grazie a lei signora. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Beh, abbiamo già trovato la prima frizione. Ma è normale. La signora non prenderà la sua maglietta. La maglietta non prenderà la mia maglietta, però bisogna comunque pensare alla massa, no? Cioè io penso che in realtà, capisco che la signora e che tutti quanti vogliono praticamente il mezzo sotto casa, però effettivamente da Barriera, da Piazza Foraggi in Barriera sono 4 minuti di autobus e la 37 poi ci mette 14 minuti ad arrivare a Catinara, però magari se si può migliorare per carità, però lì per andare a Catinara da Foraggi come si fa? Cioè in effetti, no? Oppure la signora prende l'autobus in Foraggi, prende la 48 che esce da Via dell'Istria e ci arriva in 2 minuti, cioè si fa poi si può sempre migliorare per carità, no? Invece sulla 34 quando io ricevo
60-70 segnalazioni da parte dei cittadini, è ovvio che effettivamente qualcosa lì magari si può mettere in mano. Capisco che la signora magari abitando in Piazza Foraggi magari si trova in difficoltà, però non penso che sia così grave, insomma. Leggo una mail: buongiorno, ieri volevo parcheggiare nel piazzale della Lanterna, ma non mi è stato permesso perché è concesso solo ed esclusivamente ai turisti. Ora mi chiedo e vi chiedo, dove parcheggeranno i residenti che vogliono andare alla Lanterna? Vi sembra giusto penalizzare i residenti e privilegiare i turisti? Grazie e buona giornata. È proprio così? No, questo mi giunge nuova. Turisti, forse, non lo so, mi è abbastanza... Forse era riservato per qualche evento, no? Forse, perché in effetti come si fa? Documento, sei turista, non sei turista, targato Trieste, non targato... Mi sembra strano, mi informerò su questa cosa, perché è davvero curioso. Anche noi, perché insomma, non me la ricordavo così. Novità, sì. Non me la ricordavo così. Altra mail dice: buongiorno, non vi sembra di cattivo gusto tenere per 40 giorni le bandiere rosse sul Carso e Opicina? Buona giornata Roberto. La so già la risposta di Medao, chiedo la risposta di Sclip. È troppo anche un giorno, dici. Infatti, bravo, per dire. Io sono un po' più laico. Tranquillo, sì. Ovviamente, insomma, la festa del 1° maggio è questa ricorrenza molto importante, come da tradizione, vengono messe la sera, la notte le bandiere rosse. In effetti, sì, poi rimangono lì a oltranza, insomma, ecco. Adesso non so bene come funziona, magari le si può riciclare allo stadio, si mettono la barda in mezzo e lo si portano a Rocco. Si potrebbe far finire a un certo punto in occasione dei playoff, insomma. No, a parte gli scherzi, insomma. Sperando bene, sì. A parte gli scherzi, credo che come vengono messe la notte in corrispondenza del giorno della festa del 1° maggio, così dovrebbero stare lì qualche giorno e poi dovrebbero venire rimosse, insomma, ecco, dico sinceramente. Rimangono lì parecchio tempo, purtroppo, insomma. Sì. Cioè rimangono lì? Rimangono lì finché qualcuno le va a togliere. Altra mail, è stata fatta una richiesta del centrodestra nella seconda circoscrizione, tutti d'accordo, per la linea 64, con tantissime firme di chi sta a Opicina, per la richiesta di una fermata tra le vie Stiria e Semini, davanti e di fronte al monumento dei caduti partigiani. Ma quanto ci vuole a fare una fermata che potrebbe aiutare tutti i cittadini del borgo di Opicina? Lì ci sono i bagni del bar Canarino a 100 metri, le scuole medie, quindi anche gli autisti in caso di capolinea, per loro non ci sarebbe nessun problema. Prima volta che la sinistra è concorde, assume alla destra, eppure da un anno ancora nulla, scrive Paolo, che ci manda questa mail. Non ero corrente di queste modifiche di... Ma no, so che c'è un problema col capolinea lì della 64, un problema, insomma, niente di grave, però il capolinea ad oggi è nel centro proprio di Opicina, per capirsi dove c'è la getteria Arnoldo, eccetera, lì. È ovviamente una zona molto trafficata, quindi le auto magari si mettono un po' in divieto, poi arriva l'autobus e si deve mettere in maniera improponibile, quindi qualcuno ha proposto, che potrebbe anche avere un senso, di spostare il capolinea un po' prima, potrebbe essere proprio in questa zona qui, o ancora prima, insomma, al poligono di tiro, per capirsi, oppure più avanti, insomma, dove sono i capolini degli altri autobus a Opicina, oppure sì, probabilmente lì sarebbe... Cioè dislocarlo un po' più avanti, un po' prima, in maniera più avanti, che un po' più sia indietro. lì fermo, uno vede che c'è l'autobus e poi nel centro del paese soltanto l'autobus si potrebbe fermare. Ecco, questo avrebbe un senso, tutto sommato. Prossima maglietta, 64. Sì, no, diciamo che lì effettivamente io conosco molto bene Paolo, ringrazio per la mail. Diciamo che lì ci sono, quel capolinea effettivamente disturba perché le persone si mettono in divieto, perché manca la civiltà, no? Quindi fondamentalmente è questo, quindi teniamo presente che spostare un capolinea non è una cosa così semplice, o lo spostiamo, no? Personalmente io penso che magari si potrebbe accorpare in un certo qual modo, l'ho barrato questa cosa, bisogna ristudiare un po' quando il tram riprenderà il percorso, sarà sicuramente in fase di studio. Diciamo che le firme ci sono, capisco che effettivamente crea una strozzatura in quell'angolo lì, ma teniamo anche presente che è per il fatto della maleducazione e non rispetto delle persone fermarsi alle fermate, no? Diciamo che 2 fermate prima, in effetti, là dentro c'è lo spazio, c'è tutto, non vedo, adesso io non sono un tecnico di trasporto, però tecnicamente non vedo un grande problema. Ecco. No, in realtà laddove noi non vediamo dei problemi, poi i tecnici, però effettivamente il capolinea, capisco che effettivamente c'è un problema, insomma, è già stato tanto, avevo già parlato con altri trasporti, insomma, stanno sicuramente studiando il da farsi. Apro una piccola parentesi, piccola, allora per quanto riguarda le bandiere rosse mi è arrivato un messaggio di un carissimo amico, effettivamente c'è un regolamento ben preciso, quindi la polizia municipale potrebbe andare là
la polizia locale e farle togliere subito. Però di quale comune? Perché magari va al confine va fino al comune nostro, no, ovviamente, però in realtà non credo sia polizia che Democrazio vada a togliere, però a prescindere dalla però effettivamente, come si diceva, è giusto, si mette, insomma, che io ovviamente sono contrario anche a questo, però in realtà bisognerebbe quantomeno avere l'accortezza di toglierle in tempi brevi. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Prego, Boris. Allora, visto che parlate dell'incrocio e di una possibile rotonda Pace-Costalunga, sì. Quell'incrocio lo faccio giornalmente, mattino e sera. Sì. E l'incrocio, a modo mio, visto che lo frequento da 40 anni, di pericolo non ce n'è. Adesso parlo in italiano, adesso parlo in triestino. Come vuole lei? A suo tempo l'ufficio preposto in comune sul mio consiglio ha spostato i due specie che c'è sul muro del Barone Rosso, posizionandoli uno da una parte e uno dall'altra, perché prima stava tutti su un palo. E la signora, quella volta penso che la sia andata in pensione, aveva detto che adesso la metti due specie piccoli e nel futuro sarà sostituito da due specie più grandi. Quell'incrocio è pericoloso perché? Perché la gente che gira da Costalunga in via della Pace gira sotto lo stop, non fa la strada, non segue la segnaletica. Chi invece arriva da via della Pace per rimettersi in Costalunga, quel stop gliene frega di niente e si da dentro e si è fatto l'incidente della signorina della giovane che è morta. È successo perché l'uomo gira ora e sul bagnale lo scooter si andrà a finire come si andrà a finire. La gente dovrebbe rispettare e non serve spostare, come dice il signor Medau, perché avevamo già parlato una volta con lui, da spostare i posteggi delle macchine. Perché se si rispetta i due specie che c'è sul muro, si vedi bene destra e sinistra. A mio parere, quella strada l'ha fatto 3-4 volte al giorno ed è quei fatti che uno taglia la strada di qua, uno taglia la strada di là, e ne c'è a bizzeffe. Solo i due specie, adesso si dirli, metterli un po' più grandi, non piccoli. Grazie. Grazie. Questa è la zona indicata, la conosciamo, via Costalunga, incrocio via della Pace, c'è la fermata dell'autobus, c'è lo stop, qui ci sono i parcheggi di cui parlava prima Medau, come diceva il telespettatore, chi arriva qui a questo stop che debba poi girare a sinistra o debba poi girare a destra, si sporge quel tanto in più perché le auto coprono la visuale di chi viene a sinistra e qui c'è, diciamo, a parte queste auto, c'è l'incrocio della curva, l'incrocio della strada, no? che occupa che non è visibile, quindi ci si deve sporgere in avanti e forse neanche gli specchi sono così grandi, dice chi ha chiamato, da poter vedere bene il sopraggiungere delle auto. Sclip, poi Medau. Sì, io insomma non abito in zona, come penso tutti, come tanti, passo di là ogni tanto, però probabilmente in orari un po' insomma senza grande traffico, quindi non rilevo sinceramente grandi problemi. Ecco, il fatto che ci siano stati già degli incidenti, anche mortali, anche gravi, probabilmente è il segnale che qualcosa forse bisogna fare, prendere qualche provvedimento per migliorare un po' la situazione, poi che sia lo specchio un po' più grande, una segnaletica a terra magari che indichi diversamente qualcosa o arretrare un po' i posteggi, questo sinceramente lo lascio a una valutazione un po' più attenta, ecco, non mi permetto qui di esprimere un parere così su due piedi. Allora, ovvio che alla fine il signore ha ragione, no? Se noi tutti rispettiamo la segnaletica stradale non ci sarebbero incidenti, però teniamo presente che non tutti rispettano, ma non per questo poi meritano di morire, quindi in realtà no, se ci sono stati più incidenti in quella zona evidentemente c'è qualcosa che non va. No? E allora prima si parlava di rotonda, adesso io penso che spostare il parcheggio leggermente più in dentro in modo che si abbia più visibilità, io penso non sia ma ovviamente come diceva anche l'amico Sclip, io non sono un tecnico, ovviamente noi solamente proponiamo e poi si cerca poi di trovare una soluzione, però effettivamente quando ci sono degli incidenti mortali
bisogna comunque attenzionare la zona e capire se si può fare qualcosa, questo senz'altro, però è ovvio che si cerca sempre di rispettare quello che è la segnaletica, insomma. Chiaro, chiaro. Altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Volevo chiedere una cosa al signor Medau. Sì. Se sa qualcosa della linea che doveva venire fino su via Frescobaldi, perché fino su via Frescobaldi c'è un sacco di appartamenti di gente anziana e non c'è nessun autobus che arriva là, che raggiungi. Allora abbiamo fatto una riunione e volevo sapere se sa qualcosa. No, effettivamente non mi è ancora arrivata risposta per la via Frescobaldi, perché in realtà sulle linee c'era il discorso di via Frescobaldi, c'era il discorso anche di via Capitolina, se si ricorda. Sì, come no, 24. Via Capitolina, che anche quella lì non è dimenticata, anzi insomma l'altro giorno eravamo in commissione, avevo accennato proprio l'assessore Babuder che tra l'altro è molto attento anche alle problematiche. Quindi in realtà su Frescobaldi non ho ricevuto ancora niente, comunque grazie al telespettatore che in realtà mi ha ricordato, mi segno e vado subito a cercare di capire cos'è, perché anche spostare lì non è una cosa così semplice, sono chilometri, insomma un sacco di problematica, ripeto, quella della via Capitolina, che io volevo, no, ci tengo che la 24 passi per via Capitolina, perché effettivamente lì è una zona abitata e non è servita, no? Quindi in realtà e la via Frescobaldi praticamente è più o meno la stessa cosa. Altra mail, salve, francamente penso sia di una follia, penso che sia una follia la meccanica di imbarco di partenza da Trieste e via andare. Ieri per il tratto Duino, Costiera e Trieste ci sono passati non meno di un centinaio di pullman in andata e altrettanti in uscita. Problemi di traffico e di posteggio già ci sono per i residenti e crearne ulteriori non credo sia una cosa giusta. L'ovovia la vogliono fare per queste persone ed è sbagliato a priori. Non bene, scrive un telespettatore, riguardo al traffico in entrata ed uscita nella costiera, nella zona di Miramare, i pullman e poi gli imbarchi delle navi che sono sulle rive, insomma una necessità di ridisegnare la mappa dei trasporti secondo chi ci scrive, Sclip. Poi l'ovovia in mezzo, se vogliamo. Così, via la mettiamo. Giusto perché come l'insalata, no? A tavola sta sempre bene. La mettiamo dentro così. Ma no, penso sia evidente a tutti se da una parte questo turismo a cui stiamo assistendo, da cui siamo quasi travolti, diciamo, in questo periodo, ha certamente delle ricadute positive sul territorio, no? Basta girare per la città e si vedono moltissime persone, scolaresche, turisti, adesso voli, anche aerei, no? Da Dublino, da Barcellona, mi pare si vedono girare irlandesi, spagnoli, crocieristi che sbarcano, eccetera. La città in un certo senso è travolta da questo grande numero di turisti. Allora, ripeto, alcune attività traggono beneficio da questo, ci sono ovviamente, lavorano i ristoranti, lavorano gli alberghi, eccetera. Il triestino, che però non ha, diciamo così, non voglio dire interessi, ma non è impegnato in questo tipo di attività, vorrei dire che quasi ha più criticità che benefici, perché il posteggio in centro o comunque in zona centrale non si trova quasi più. Andare a mangiare una pizza, dico per dire, in centro città ormai siamo a prezzi, insomma, parlo magari per i figli, no? Cioè, anni fa con 10.000 lire, adesso parlo come i vecchi, però si mangiava la pizza, la bibita, anche il dolcetto, no, però è vero. Adesso una margherita quasi costa, dico 8, cioè una cosa veramente. Quindi il triestino, diciamo, medio, che non è interessato direttamente in attività ricettive, alberghi, eccetera, tutto sommato ha soltanto dei benefici, non ha nessun beneficio, anzi. Dopodiché è piacevole vedere i turisti per la città, è bello pensare che da tutto il mondo conoscano la nostra città, che vengono a vedere, eccetera, però i numeri sono molto molto importanti. Avevo dei conoscenti che erano qui questi giorni, la scorsa settimana, a malapena sono riusciti ad entrare a Miramare. Cioè non c'era la possibilità di entrare. Quando mai è successo questo nella nostra città, che non si possa entrare a Miramare? Io sono stato tante volte accompagnando degli amici da fuori Trieste, insomma si andava, si pagava il biglietto, si entrava senza nessun problema. Prenotazioni di tutti i tipi, no? Se questo va bene da una parte, dall'altra no. Io credo bisogna, l'ho detto anche altre volte, bisogna trovare un equilibrio nel tipo di turismo, un equilibrio di turismo diverso, quindi va bene il turismo crocieristico, ad esempio, ma non così massivo, non così, con numeri così importanti, anche perché ricordiamo che tanti in realtà arrivano, stanno, occupano le rive, ma stanno qui un giorno, forse dormono una notte, forse anche no.
forse prendono il treno e vanno a Venezia, quindi non portano granché, poco più un caffè forse alla città, no? Creando però dei disagi, quindi bisognerebbe recuperare quella che era la funzione, ad esempio, o un'attività molto importante di Trieste, ma auspico che questo venga fatto, insomma, ad esempio con il turismo congressuale, che è un turismo di tipo diverso, no? Un congresso, che ne so, di medici, di professionisti che arriva qui da tutta Italia o anche da tutta Europa e si ferma in città 3, 4, 5 giorni per un congresso, porta benefici diversi alla città, no? Perché uno vede anche la città, magari dei momenti per andare a visitare un museo, cosa che questi turisti che arrivano con le navi crociere ha la sensazione che non facciano, insomma, cioè per capirsi il museo Re Voltella mi sa che è sempre vuoto, ecco. No, non è un turismo, diciamo, di tipo culturale, eccetera, è un turismo di massa che travolge e tramortisce, questa è la mia sensazione, ogni tanto la città. Quindi bisognerebbe trovare una modalità un po' diversa, anche per i posteggi, ad esempio, vediamo tutti adesso questi pullman che sono posteggiati lì all'ex, diciamo, dietro la Saja Tripkovic, no? Danno un po' ho sentito che già li vogliono spostare all'interno del porto, eccetera, no? Quindi lo spazio fortunatamente ce l'abbiamo all'interno del porto, eccetera, quindi credo, siccome questa è un po' una novità anche per la nostra città, credo che anche l'amministrazione, insomma, chi si occupa comunque di questo, stia cercando di trovare delle soluzioni che possano garantire un miglioramento, però i numeri sono molto importanti e io credo che bisognerebbe riuscire a trovare un equilibrio diverso. Questo sono convinto. Allora, abbiamo una telefonata, Medao, poi chiedo anche a lei sul turismo, ovviamente, risposta alla mail e anche a commento di quello che ha detto Sclip, giusto per non far attendere troppo. Sentiamo chi è in linea, buongiorno. Buongiorno Bernardo, Giovanna e buongiorno a tutti i suoi ospiti. Buongiorno, ci dica. Io voglio chiedere al signor Medao chi è quella persona così intelligente che di notte la pensa di giorno la fa. Ne avevo la 34 che ne so pochi anni perché mi stavo 39 qua a Poggi Paese, la 34 non esisteva, era solo le 22. Allora mi dico questo, portai via tutto questo, la 34 non vai in stazione, dalla stazione se prendi la 30 se vai alla Salus. Siamo gente anziana, siamo gente dai 70-80 anni, ce n'ho più. Ma cosa? Smontiamo in barriera e andiamo in stazione a Cappello 30, ma cosa stiamo scherzando? Guarda che sempre funziona bene, abbiamo aspettato tanti anni prima che metti su 34 e adesso me la porti via. No. Ma chi è quel scienziato? Chi la porta via, signora? Forse non ha capito, ma chi la porta via? Non ha capito la proposta, forse? No, scusi, la resta con questo giro qua. Resta con il giro attuale. Allora, la proposta è quella di farla rimanere con il giro attuale che è stato disposto a seguito della chiusura della galleria. Arriva comunque fino là. Ma lo capì? Sì. Però è un giro enorme. Porca, no, i tempi sono gli stessi. 34 si smonta in barriera, si sta per andare a Catinara e fino a qui va bene, ok? Però sono un giro infame. No, il tempo è uguale, eh? 24 minuti, mi l'ho fatto. I tempi sono praticamente quasi uguali, signora. Non so, mi dispiace, non andava così bene, che avevo aspettato tanti anni. Ma la continuerà, signora? Adesso la TV con questo giro qua, e si chiama 34 sta sempre piena, perché siamo solo appoggi, saremo 700-800 famiglie qua. Sì. Comunque ringrazio, mi scuso, ringrazio. Grazie a lei, grazie. Poi magari dopo la pubblicità chiariamo anche di nuovo questo aspetto e le lascio parlare anche sul turismo. Ora dobbiamo andare in pausa, tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia a Trieste in compagnia di Giorgio Sclip, del consigliere comunale della lista Russo.Franco, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale Marcello Medao. La mail di prima che il buon Sclip ha già commentato sul turismo, i pullman, Miramare, le rive, le navi, il suo pensiero veloce, poi abbiamo altre mail. Di base credo che qualsiasi persona che vive in una bella città come la nostra debba essere contenta del turismo. Penso anch'io che ad esempio il romano farà fatica ad andare al Colosseo, no? Come un po' tutti
come noi facciamo magari fatica ad andare a Castellamare Mare. È giusto, come diceva anche l'amico Scrip, cercare anche un turismo di nicchia, ma secondo me deve essere aggiunto a quello che è il turismo di massa, insomma, no? Cercando, ecco, c'è sicuramente da migliorare sul fatto di far sì che le persone rimangano più giovani, questo sì, questo sicuramente sì, no? C'è da lavorare su quell'aspetto lì, però io penso che leggere come prima un 32% di turisti in quanto era in pochi giorni, diciamo, insomma, io penso che debba essere, trimestre, sì. no, io penso che debba essere d'orgoglio per quello che è qualsiasi città, perché vuol dire che quasi 1 milione di presenze, cioè stiamo parlando di numeri importanti, quindi vuol dire che, attenzione, io penso, come ho detto più volte, il turismo è l'unica industria che non può essere delocalizzata, quindi questa rimane, non è che dopo come la valzer, che adesso vado via, rimane, quindi io penso che bisogna investire sul turismo e la città deve lavorare, e per questo dico anche il fatto della 24, di tante linee, che bisogna ampliare quel che è la richiesta e l'offerta turistica, insomma, quindi è giusto regolarizzare in un certo modo, è giusto cercare anche un turismo congressuale, come diceva l'amico Scrip. Sì, ad esempio. C'è da migliorare, perché c'è da migliorare, questo non c'è dubbio, ecco. Però intanto penso che è bello che la nostra città sia così visitata. Sentiamo una telefonata, poi ci sono delle mail che leggeremo. Buongiorno. Pronto? Sì. Sì, buongiorno. Prego. Allora, io frequento molto Officina, quando trovo un consigliere così, diciamo officinese, cerco di segnalare qualcosa. Eccoci. Bene. Guardi, per esempio a Piscina ho già telefonato un paio di volte, il dottor Scrip lo sa, per esempio l'attraversamento sulla 202 che porta al campo di baseball, piuttosto che al sentiero che porta a Montegrisa di fronte alla stazione dei pompieri. Ogni giorno, io vado in bicicletta, ogni giorno vedo pericoli con carrozzine che attraversano di corsa e automobili che arrivano giù a 70-80 all'ora, perché, vabbè. Adesso c'è un altro problema, l'altro giorno andavo un po' per Asparagi e ho girato su per la strada che subito dopo la curva dell'obelisco verso città gira su per il campeggio obelisco, mi sembra. Allora lì c'è stato un crollo della strada, appena imboccata la stradina che va sul, diciamo, un crollo di una parte della strada. Molto tempestivamente, come sempre, il comune interviene con cosa? Con i cavaletti. Questi cavaletti sono diventati famosi in città. Sono lì 2 o 3 sacchetti, poi vengono buttati a parte perché qualcuno li usa per tenersi il posto macchina. Ecco, però io mi chiedo, con i camper di quelle misure che abbiamo oggi, che io vedo andare su per quella salita, rasentano questo crollo del muro. Il cavaletto che hanno messo naturalmente giù per la scarpata, perché ne sono le 3, sono almeno 2 anni quel crollo, e di fronte si trovano quell'obbrobrio dell'hotel Obelisco, però sembra che lì qualcosa stia per partire, non si sa quando, ma speriamo non sia come la galleria. Però io mi chiedo come il comune lascia quel pericolo costante ogni giorno, visto che si parla di turismo. I camper devono rallentare, l'autista deve mettersi fuori con la testa per vedere se il pneumatico rasenta il crollo del muro. È una cosa incredibile con la massa di turismo, come diceva, che abbiamo oggi, perché il campeggio è sempre pieno, non parliamo di questa stagione. Come si fa a lasciare una strada utilissima, perché c'è un servizio, in quelle condizioni? Ecco, è inutile essere velocissimi con questi dannati cavaletti che poi non fanno altro che essere di ostacolo anche alla circolazione, perché ognuno lo sposta dove vuole. Ecco, tutto qua. Grazie e buona giornata. Grazie. Scrip. Ma sì, allora il discorso dell'attraversamento sulla 202 all'altezza dei Vigili del Fuoco, insomma la strada che poi va a Montegrisa, in corrispondenza anche dei campi di calcio, di padel che adesso sono stati fatti, eccetera, è una criticità nota. Da quello che mi risulta era stata fatta anche una mozione, credo all'unanimità, direi, della circoscrizione in passato, con insomma qualche anno fa, proprio per, mi ricordo che è venuto anche il sindaco di piazza, insomma, sul posto, promettendo un attraversamento pedonale insomma, controllato con un semaforo, eccetera. Però in effetti a oggi non
non si vede ancora niente e il punto continua a rimanere critico, proprio anche per la scarsa visibilità che si ha dalle auto che provengono dalla zona quadrivio di Opicina, che arrivano in discesa e quindi oggettivamente 50 all'ora credo sia il minimo, cioè credo che se uno va in folle lì va a 50 all'ora, ecco, per capirsi, quindi la velocità è importante. I ragazzini vanno a giocare a calcio o attraversano la strada per andare nel bosco a passeggiare, eccetera, e il punto è molto critico. Per quanto riguarda invece questo cedimento nella strada che porta al campeggio Obelisco, l'ho visto anch'io. Sì, non avevo pensato, sì, ecco, questa è la zona, no, di cui stiamo parlando sulla 202. Qua ci sono i vigili del fuoco. Questa è il vigile del fuoco, è la via Carsia e quindi si parla in questa zona di fare un attraversamento sicuro. La strada è molto larga, quindi anche permetterebbe un marciapiede, un qualcosa, perché lì se uno attraversa in corrispondenza della via Carsia o della via Fiordalisi, poi per arrivare ai campi di calcio che sono un po' più avanti, in fondo, sì, bisogna camminare lungo la strada, no? Insomma 100-200 metri di marciapiede c'è lo spazio per farlo, quindi veramente si parlava prima dell'incrocio lì dietro il cimitero, questo sicuramente è un punto critico, ma riconosciuto da tutti, direi, insomma, quindi sarà anche mia cura informarsi presso gli uffici per capire a che punto, perché purtroppo funziona così, no? C'è una lista d'attesa per i lavori che devono venire fatti. Comunque farò sicuramente un passaggio agli uffici per chiedere com'è la situazione. Mentre torno al discorso dell'obelisco, ho visto anch'io quel cedimento sulla strada. Io non ho capito dove. Praticamente se uno viene su da Trieste verso Opicina, all'altezza dell'obelisco, dove c'è il semaforo, proprio ti lasci sulla destra all'hotel Obelisco, 100 metri prima c'è una strada che va al campeggio Obelisco. Sì. Esatto, lì proprio subito c'è un cedimento del terreno. E appunto chi ha telefonato diceva che i grandi pullman, i grandi camper di grandi dimensioni che passano su di là in effetti sono un po' in difficoltà, oltre che probabilmente il terreno potrebbe cedere ancora di più, no? Ma sulla stradina che va in su? Sulla stradina che va in su, sì, verso il campeggio. Allora è anche poi vero purtroppo questo fatto delle transenne, che anch'io non capisco tante volte come venga immediatamente, perché questo sì, in maniera tempestiva viene messa una transenna per segnalare, che ne so, un quadratino di pavè che salta fuori, no? Viene messa la transenna tempestivamente, però poi abbiamo visto delle situazioni, insomma, in giro per la città, anche un anno rimane in una transenna per un lavoro da niente. E sinceramente non capisco che problema ci sia a fare tempestivamente l'intervento, ecco, perché è chiaro che in una città come la nostra la transenna messa lì per un buco da niente, se garantisce da un certo punto di vista il comune in caso di uno... Sì, esattamente, questa è la stradina che va al campeggio Obelisco e praticamente dopo 10 metri sulla sinistra c'è questo diciamo, cedimento del terreno. In effetti su di là passano camper, roulotte, macchinoni anche che trainano roulotte eccetera, quindi non è una cosa proprio trascurabile, ecco. Adesso evidentemente il comune ha messo le transenne, quindi sono a conoscenza. Il problema che ha anticipato il telespettatore è quello che il rischio, viste tante altre situazioni, che quelle transenne rimangano lì per mesi e mesi senza che venga fatto niente. Questo oggettivamente è una criticità. Io prendo nota anche di questa segnalazione e proverò a fare un approfondimento con gli uffici, tanto l'ufficio è lo stesso, insomma, no? Strade, eccetera. Però ecco, mi rileva proprio lo stesso assessore Babuder che lui stesso da consigliere aveva chiesto un intervento in quella zona, quindi parliamo probabilmente di quello della 202. Okay, quindi probabilmente in questo caso avete una comunione di intenti che potrebbe sfociare in qualcosa di pratico. Ma assolutamente, con il nuovo assessore Babuder, insomma, parleremo e lui, devo dire la verità, come dire, ha iniziato bene, nel senso che mi sembra molto presente, ma è molto attento. È molto attento, quindi ecco, è ancora più facile cercare un dialogo e ottenere, come in questo caso, io su queste situazioni qui di sicurezza stradale, eccetera, non faccio la bandiera rossa il 1° maggio, insomma, non vado a fare battaglie di questo tipo, l'importante è ottenere il risultato, che i nostri figli, che persone, amici, di conoscenti, eccetera, eccetera, che possano attraversare la strada tranquillamente per andare a giocare a pallone, di questo stiamo parlando, ecco. E qui stiamo parlando che un turista con un camper non si trovi il terreno che cede, che quindi faccia oltre che mettere a rischio magari
la vita o altro, anche insomma, un accesso a un campeggio, parliamo di città turistica, è quello che dicevo prima parlando di turismo, no? Vanno bene le navi da crociera fino a un certo punto secondo me, ma dobbiamo stare attenti anche a cercare di spalmare i turisti su tutto il nostro territorio. Ad esempio i campeggi, no? Noi forse italiani siamo un po' più abituati bene, eccetera, ma i olandesi, i tedeschi, eccetera, paesi del nord, loro ricercano il campeggio, sono abituati a campeggi di un certo tipo. Ecco, pensare che un accesso a un campeggio sia come quello in quel momento non fa certamente non dà certamente una bella immagine della nostra città, ecco, perché poi le recensioni, ecco, lì no, un po' prima. Ecco, esattamente in quella zona lì, dove c'è quel paletto a terra, sulla destra. Ah, sulla destra. Sì, là, ecco, esattamente là. Là c'è proprio un cedimento della strada. Si vede. Medau? Vuole aggiungere qualcosa? No, insomma, mi sembra che le transenne lì, come si dicono, i cavaletti vengono messi immediatamente laddove ci sia un pericolo, quindi in realtà funziona così, c'è un pericolo e arrivano immediatamente e credo che questo sia positivo. Racconto un piccolo episodio personale per capire un po' come funziona. Allora per parecchio tempo c'era all'uscita di Servola per andare sotto Servola, no? Per capirci da dove esce la 29, quando si riunisce con la grande viabilità, c'era un avvalamento di parecchio tempo con un cavaletto per parecchio tempo. Io ovviamente me ne sono occupato e nonostante che appartenga alla maggioranza, che sono di quelli, e ho aspettato quasi 6-7 mesi. Perché? Perché l'azienda, non è una questione del comune, il comune segnala e dice, cioè, guarda, dovete fare quel lavoro lì. Quando avevamo chiesto di asfaltare davanti a Broletto, e hanno fatto, quindi quell'avvalamento erano 700-800 metri, e io avevo chiesto, cavoli, fate lì, fate anche là, no? Invece sono tutti dei meccanismi strani, complessi e complicati della burocrazia che hanno fatto davanti a Broletto, magari avanzato anche un poco di cemento, no? Quello che mettono per terra, e poi sono andati magari a fare prima via dei Giaggioli piuttosto che là, perché sono dei meccanismi perversi che in realtà poi non si riesce a capire, che non è mancanza di volontà né dell'amministrazione né dei tecnici che sono sempre molto attenti, c'è proprio questo discorso con queste aziende che arrivano, che vanno, quindi c'è sicuramente secondo me da andare a controllare queste aziende che lavorano, magari cercare di capire un po', no? di sforzare un po' a fare il lavoro bene e chiedere la garanzia sul lavoro fatto, perché se dopo 2 giorni si apre una voragine, dice amico mio, no? Come dice il nostro amico Babuder, amico mio, e fa, no? Cerchiamo di lavorarci. Comunque devo dire la verità che l'insediamento del nuovo assessore, senza nulla parlare di quello di prima, perché anche l'assessore Savino è comunque attenta, Babuder comunque è una persona che ha fatto circoscrizione e che sta molto attento alle cose, quindi diciamo che sono sicuro che se ne occuperà anche della traversone pedonale di Opicina. Speriamo di riuscire a ottenere questo risultato. Vi leggo una veloce mail, poi abbiamo una telefonata. Buongiorno, in riferimento alla richiesta di posizionare un bottino per la raccolta del verde, sollecito nuovamente la richiesta, oltre a volgere lo sguardo alla fatiscente situazione di via Cumano di fronte all'ingresso del museo. Arbusti sul marciapiede, con topi, pantigane e cinghiali che sguazzano. Grazie Silvana. Ecco, questa è una segnalazione che ci arriva da casa sia sul bottino dello Sfalceramaglie che della zona di via Cumano. Se posso dire 2 parole, allora su via Cumano effettivamente siamo andati a vedere anche col presidente della 6ª circoscrizione Perini, che lo saluto tra l'altro. C'è un problema anche di segnaletica, perché caricano, scaricano abusivamente lì, quindi lì stiamo provvedendo anche con l'assessore Babude di fare il punto della situazione. Ci sarà un incontro lì in zona al fine mese. E invece per quanto riguarda quello che diceva la sporcizia di via Cumano, la sporcizia effettivamente avevo fatto una segnalazione, adesso spero che a breve venga sistemata la situazione. Sui cinghiali non lo sapevo. Bene, anch'io. Telefonata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea. Prego. Buongiorno dottor Gugliotta, a lei e ai suoi ospiti, sono Fulvio. Ci dica. Come ho parlato ieri con la deputata Serracchiani, io avrei piacere, visto che a prescindere dalle cose che sono negative a Trieste, come gli avvallamenti, i buchi, le corriere, la galleria, il tram di Opcina e via dicendo, parliamo di qualcosa in generale che interessa a tutti. Io sono anziano, sono vecchio e per fortuna ho da cosa vivere, ma io penso a tutti i pensionati che non arrivano a 1.000 euro al mese, penso alla sanità, penso alle prenotazioni per fare una visita specialistica,
Pensiamo ai centinaia di giovani che lasciano la città ogni anno perché non trovano lavoro e magari qualificati anche vanno all'estero. Allora, vediamo un attimo, tiriamo fuori il trattato di pace e vediamo quanto lavoro può procurare a tutti i triestini il trattato di pace. I signori consiglieri sanno benissimo di cosa sto parlando. Tutte le peculiarità che ha Trieste. Dovremmo avere un bilancio separato, non si dovrebbe pagare l'IVA, non si dovrebbe pagare le accise. Perché non facciamo un discorso con i signori consiglieri che sanno benissimo? In Portofranco Nord, altro che fare l'ovovia che non serve a niente, non perché non mi piacciono le ovovie, per l'amor di Dio, io le farei da tutte le parti. Ma vediamo un attimo, non siamo tutti colpevoli con il nostro silenzio di tutti i giovani che vanno via, che non trovano lavoro, lavarcela. Vediamo un attimo 50-60 anni fa cosa aveva Trieste. Solo 3 cantieri per esempio, il Felfegi, il San Rocco, il Curda, tutte le ditte che lavoravano con i cantieri, andiamo poi con la Stock, andiamo poi, mamma mia benedetta, guardi se mettiamo finiamo domani mattina di elencare tutte le industrie e le attività che hanno chiuso a Trieste. Difatti siamo rimasti una città di vecchi, 200.000 abitanti di vecchi, che hanno bisogno solo della sanità e di pensioni per fare una vita più decorosa, non con 6, 7, 800, 900 euro al mese, che magari sono tutti sdentati anche in giro perché non hanno neanche i soldi per andare dal dentista. Parliamo un attimo delle peculiarità, i signori consiglieri sanno benissimo di cosa parlo. Vediamo quanti posti di lavoro si possono creare a Trieste, dall'oggi al domani. Vediamo, facciamo il bilancio separato, signori consiglieri. La ringrazio e una buona giornata. Ci sono delle cause in corso su quello che ha detto lei, c'è la causa sull'IVA, la causa sull'extradoganalità e la causa fiscale che hanno intentato l'IPR FTT, appoggiato poi anche dal Movimento Trieste Libera. Credo che se ci sono organi di giustizia che abbiano il ruolo di decretare se ciò che è stato sollevato è legittimo oppure no, è lecito anche proseguire in una direzione diversa rispetto a quella attuale, credo che sia più un organo di quel tipo a poterlo stabilire. Un commento, se lo volete fare, assolutamente liberi di farlo, ma si tratta di un commento, per l'appunto, non di una decisione che possiamo prendere qui, in questa sede, oggi. Prego, Medau. Io volevo solamente fare un piccolo commento, lei ha già detto tutto e ovviamente mi trovo assolutamente concorde. Solo un commento, effettivamente da quello che mi risulta, anche il movimento Trieste Libera, non mi ricordo come si chiama perché ha cambiato nome più volte, mi sembra che si sia candidato alle elezioni precedenti. Il movimento Trieste Libera non si era candidato, no, era un altro. Era un altro, sì, però in realtà non sono riusciti a raggiungere, mi sembra, neanche il quorum, ma a prescindere da questo è ovvio che tutti noi vogliamo il meglio per i nostri concittadini e per la nostra Trieste, indipendentemente da destra, sinistra, centro, non ha importanza. Credo che tutti noi che ci sediamo in quei banchi siamo tutti noi anche magari con delle idee leggermente diverse, vogliamo il bene ai nostri concittadini. Io penso che, come diceva lei Bernardo, la decisione spetta ad altri, stanno vedendo, insomma, quindi in realtà che dire, io il discorso che ha fatto il signore ovviamente non lo condivido per tanti aspetti, insomma. Sclip? Ma sì, allora, sappiamo tutti la storia della nostra città è complessa, deriva da fenomeni, diciamo, gli sviluppi della seconda guerra mondiale, sviluppi insomma, appunto storici, che però appunto risalgono ormai a molti anni fa. Se qualcuno pensa si possa ancora andare in una direzione, come giustamente si è detto, la giustizia eventualmente farà il suo corso. Io però credo che ormai il tempo sia scaduto e credo anche che la nostra città abbia la possibilità e gli strumenti di guardare al futuro anche in assenza di tutto quello che è stato detto adesso. Io faccio parte di una lista che si chiama Lista Russo Punto Franco, che in un certo senso lancia questo messaggio, no? Cioè lancia questo messaggio del punto franco internazionale, eccetera, il punto dove bisogna incontrarsi come città, eccetera,
e credo questa sia la direzione da percorrere, cioè bisogna guardare avanti e non indietro. Leggo un paio di mail prima della pubblicità. Buongiorno, 40 anni in meno Di Piazza solo per poterlo avere ancora come sindaco, il resto solo ciaccole. Buona giornata Roberto, mai mollar. Poi in questo momento sono in corso lavori di smaltimento della teleferica ex Italcementi. Che fine farà lo spazio liberato? Parlo della zona di via di Vittorio, comprensorio Ater. Cordialmente, scrive Ernesto. Non lo so onestamente. Non so neanche io. Siete a corrente della No, teleferica? so che stanno smantellando, Sì, però... magari ci si interfaccia con qualcuno, ci si informa. Sì. Altra mail, bisogna mettere uno stop sulla via Costalunga per chi viene dalla Maddalena. Penso sia la soluzione più semplice ed efficace. Non c'è scritto da nessuna parte che la via Costalunga sia una strada ad alta velocità. Questo è vero, ma come tante altre strade che sono magari leggermente fuori dal traffico più denso e portano a correre, ci sono situazioni di questo tipo. Lo vediamo anche in via Flavia, lo vediamo anche in via Carducci quando non c'è traffico, per assurdo, no? Chi viene dal mercato coperto, magari verso sera che c'è meno traffico, spara, insomma, pedala, sì, certo. Quindi, vabbè. Linea 34. Volevo dare il mio parere sulla 34. Appena ho saputo che la data della galleria era ancora rimandata ho esultato, perché così la linea 34 manteneva ancora questo percorso. Sarei molto felice se tutto restasse così. L'unica cosa forse è aumentare un po' la frequenza tra un bus e l'altro. Trova terreno fertile in questa... Sì, no, in realtà quello che dicevo ovviamente, ripeto, chi abita, capisco, in Piazza Foraggi, che magari vuole la comodità, che è giusto che sia, che il trasporto pubblico sia il più possibile capillare, e lo è. No, però tantissima gente effettivamente, ripeto, io quando siamo andati a raccogliere firme, nessuno mi ha detto, sì, una signora, insomma, però in realtà tutti erano abbastanza soddisfatti sul fatto di poter fare un percorso diverso e essere servito in una zona diversa dal momento in cui quella strada è già molto ben servita. Poi ripeto, è ovvio che chi magari è abituato ad avere l'autobus sotto casa e vuole arrivare e lo capisco benissimo, probabilmente lo farei anch'io, però bisogna comunque cercare di accontentare e di guardare quel che è la massa, no? Non il singolo. Dobbiamo andare in pubblicità, ci vediamo tra poco. Abbiamo ancora alcune mail, una proprio riguarda i posteggi del Pedocin, che ci fornisce qualche dettaglio chi ci scrive tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste. Scusate, la pubblicità, lo dico sempre, è il momento in cui si chiacchiera, si dicono scemenze e poi arriviamo a ridosso della sigla, che ovviamente l'apice della battuta arriva un attimo prima di rientrare in diretta. No, vabbè, ma tant'è, si dice, ok. Altra mail, per le navi da crociera. Posteggio Pedocin, ci scrivono: per le navi da crociera ci tolgono tutti i posteggi sulle rive, adesso ci hanno tolto anche il grande posteggio del Pedocin, dove posteggeremo le macchine quest'estate, anche perché d'estate in Sacchetta si posteggiano tantissimi camper e per le macchine è impossibile trovare posteggio. Non potevano trovare un posteggio per le macchine dei croceristi in Portovecchio, quindi non lo sapevo, cioè non ero aggiornato su questo, chiedo scusa. Il posteggio della Lanterna accanto all'ex Acquamarina è diventato, mi pare di aver capito già adesso, un posteggio dedicato ai croceristi o ai turisti, ecco. Quindi viene limitata la zona per l'occasione. Non so se è una modalità provvisoria o definitiva, ci informeremo. Senza dubbio, come arriveranno giornate belle, soleggiate, un po' come era ieri mattina per intenderci, il Pedocin sarà preso d'assalto e quindi si creerà un problema sul problema. È quello che si diceva prima, insomma, no? Va bene il turismo, però quando questo va a discapito delle, non voglio dire delle usanze, ma insomma delle necessità, della quotidianità dei cittadini che vivono nella nostra città, residenti, eccetera, questo oggettivamente va a cozzare, c'è un problema che si sente. Chiedere a Venezia per conferma, come dire. Bisogna organizzare le cose sicuramente bisogna organizzare. C'è già un progetto in corso, insomma ci sta già vedendo di trovare una sistemazione. Diciamo che purtroppo, nonostante io capisca, perché anche sono un frequentatore, chi mi conosce, sono sempre in città, quindi in realtà è ovvio, capisco che ci sia un disagio, bisognerà sicuramente lavorare e sistemare questa cosa, insomma, però penso che sia forse il prezzo da pagare per avere una città così bella e così attraente, così
diciamo, mi fermo qua. Vabbè, la risposta come si dice, un po' paraci. Perché lei mi guardava in un modo un po' così, ho detto, adesso aspetta che dico una... Voglio vedere dove voleva andare a finire. Mi fermo qua. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buondì. Sì, buongiorno. Prego. Senta, le volevo chiedere al suo ospite, il consigliere dei Fratelli d'Italia, se è possibile mettere una transenna in via Rismondo 9, no? Non ho capito, via Rismondo, numero 9. Sì? No? Perché una volta lì c'era una griglia che quando pioveva l'acqua andava via. Hanno fatto dei lavori e hanno chiuso una grigliata. E quando passano le macchine, si forma questa pozzanghera, oltre che noi usciamo fuori dal portone, no? Però abbiamo tutto il portone rovinato grazie a questa pozzanghera che si forma davanti al numero 9. Ecco. E noi non possiamo pagare il portone nuovo all'Ater perché delle macchine passano come disgraziati e ci bagnano anche, cioè uscendo fuori o per entrare bagnano, altrimenti non mettessero una transenna anche lì. Grazie e buona giornata. Grazie. Oddio, rispondo o no? Adesso andiamo a vedere. Bisognerà capire il transenna, no? Perché se è così rimarrà così. No, bisognerà capire dov'è. Questo è via Rismondo, no? Sì, via Rismondo. Il 9 dove sta? Questo? Aspetta che lo guardiamo. Il civico. Ecco, o vado troppo in là o vado troppo in qua. Pareva. Ecco, qua ce n'è uno. Ecco, qua c'è il 9 proprio. E quindi 9A, quindi il 9 sarà... Eccolo qua, questo è via Rismondo 9. Questo qua. Forse si allaga questa zona qua dove c'è il parcheggio, credo. Forse si crea una conca. Ecco. Lì però in realtà bisogna sistemare, cioè nel senso che... lui dice una grata qui in modo tale che l'acqua scoli sotto, no? Credo che però sia un intervento di... Adesso se il telespettatore ha menzionato l'Ater, se il palazzo è Ater bisognerebbe chiedere proprio all'Ater, a meno che non sia da intervenire in maniera congiunta fra Ater e ufficio strade. Ma quel palazzo dell'Ater? Non lo so, mi sembra strano. Non ne ho... Mi informerò, però in realtà lui diceva di mettere una transenna, no? Una transenna non è che può rimanere a vita, no? Quindi in realtà bisogna capire la motivazione per quale non va giù, togliendo la grata bisogna rimettere sta griglia, immagino io. Cioè adesso dove, solo Dio sa. Ma siccome non piove mai, si fa fatica a vedere, no? Oggi piove se non sbaglio. Quando piove si vede. Domani mi sembra che passerò sicuramente a vedere, anche perché abbiamo la nostra sede un po' più in giù. Sì, può fare un passaggio a piedi. Può fare un passaggio alla nostra sede a piedi e noi siamo ecco, quindi abbiamo già risolto... No, abbiamo risolto il cavo. Buongiorno, ricordo che tempo fa l'assessore Bertoli aveva assicurato l'assunzione di ben 70 tecnici per evadere le criticità presenti in città. Sono arrivati? Ringrazio Renata, cioè personale comunale. Ci sono dei concorsi, comunque c'è hanno portato già 70 persone. Ma allora, in realtà erano addirittura di più, perché mi sembra si ricorda, abbiamo parlato era di più, però ovviamente varie mansioni, a forza di una programmazione triennale mi sembra. Sì, praticamente andavano via 70 e si andava a 140. Adesso... Comunque di sicuro sono state assunte delle persone, perché il comune, come in tutti anche gli altri enti, c'è stato un blocco che è durato 10 anni, oltre 10 anni, blocco di assunzioni, e negli ultimi 1 o 2 anni si è proceduto a concorsi e quindi nuove assunzioni, insomma, fortunatamente. Quindi adesso il numero preciso e le tempistiche sinceramente a memoria non mi ricordo, ma sicuramente ci sono forze nuove che stanno arrivando, che però temo abbiano sostituito quelle che sono andate via. Sì, che però mi sembrava che hanno andate via adesso sparo così delle cifre, una 70 e arriveranno a 120, 130. C'è un salto sicuramente positivo. Un salto positivo. Questo sicuro mi ricordo adesso è passato qualche mesetto fa, faccio un po', bisogna che vado a ricercare. Comunque sicuramente sì, c'è un surplus, c'è un incremento personale. Altra telefonata, buongiorno. Buondì. Sì, buongiorno. Buongiorno, prego. Sì, un'informazione le prego, sempre sulla 34. Non ho capito se rimani sempre questo percorso oppure tornerà come prima. E la 19 anche cosa viene portata via la 19? Allora guardi, innanzitutto voglio sottolineare in modo chiaro che la mia è una proposta, non è detto poi che venga accettata, no? Ho ricevuto parecchie firme, ho ricevuto parecchi consensi per quel che riguarda questa proposta, ma diciamo che
la linea 34, secondo la mia proposta, che non è detto che verrà accettata, dovrebbe rimanere come adesso, quindi barriera, Piazza Goldoni, galleria, davanti, così, no? E arriverà fino a dove arrivava prima, cambia solamente quel pezzettino dal momento in cui il Viale D'Annunzio è già, secondo me, più che servita, no? E questa è la mia proposta. E quindi così, speriamo, ovviamente, vediamo se accetteranno. E invece sulla 19, in realtà, vede, io propongo una cosa, poi in realtà sono i tecnici dell'Autotrasporti che vedono come cercare di aggiustare le cose, sempre mantenendo la capillarità che è appunto classica del nostro trasporto pubblico. Sì, perfetto, la ringrazio. Comunque e la 19 ritornerà in linea, perché anche questa mi manca, perché ti portava all'ospedale. Guardi signora, le dico una cosa, io ho anche la maglietta del 19, non so se si ricorda tempo fa, perché tempo fa, quando mancava la 19, io mi ero spinto tanto affinché tornasse questa linea ed era tornata. È ovvio che laddove ci fossero delle criticità con la 19 è ovvio che spingerò di nuovo la 19, però sono i tecnici che andranno a lavorare, però sicuramente quella zona deve continuare a essere più che servita. Insomma. Lei signora preferisce la 34 così come oggi? Ma per dire la verità mi è indifferente. Soltanto la 19 ci manca perché per andare all'ospedale giù ci portava proprio davanti all'ospedale. Sì, vero. Certo. Di là non passa, stando qua su Campo Monteverdi, no, siamo un po'... Comunque la 34 per me, per conto mio, non mi cambia niente. Ok. Perché... Grazie. Grazie, lavoreremo su questo 19. Grazie signora, Ce l'ho la maglietta del tram? No. Mi scusi, era troppo chiotta, ha detto che tutte le magliette. Le ho tante, sono 19, però sul tram no. La 19, la 34? La 38? Dai. La 38, poi abbiamo fatto la 24, abbiamo fatto qua quella, poi abbiamo fatto qua sulla Via Mazzini, abbiamo fatto sulle strisce pedonali, abbiamo fatto su Via dell'Agro, abbiamo poi fatto... sì, strisce di piazza. Ma poi ci sono novità su quelle strisce Goldoni Mazzini, dove c'è stato quell'incidente? Grazie per la domanda, c'ho anche scritto qua. Allora, avevo letto. Mazzini, Goldoni. Ma è al contrario. È il contrario, sì. Allora, Goldoni, Mazzini, no, che poi è scritto anche in un modo vergognoso qua. Comunque, allora sì, io ho incontrato il sindaco 3 giorni fa, ne abbiamo parlato, perché effettivamente quando c'era, se non sbaglio, il 1° maggio, io ero fermo in piazza Goldoni e c'è stato un altro rischio incidente. No? E allora io il giorno dopo ho incontrato il sindaco e ho chiesto con forza il fatto che vengano poi messe i paletti anche dove ci sono le strisce, no? Perché effettivamente, riepilogo in modo veloce, c'è stato quell'incidente, sono stati più incidenti mortali. Un incidente, questo autobus di 18 metri girava, la signora ha battuto di fianco, è deceduta, purtroppo una fortuna tremenda e dispiace tantissimo. Tuttavia il lavoratore del trasporto pubblico in quel momento non poteva fare nulla perché la signora ha dato di fianco e si è tenuto poi un processo e l'hanno condannato. Allora io penso che non si può continuare così, nel senso un lavoro, ovvio che dispiace tantissimo per la morte della signora, però un lavoratore non può continuare a lavorare in queste condizioni, cioè nel caso in cui dovesse accadere di nuovo, venga di nuovo condannato, perché non aveva nessuna colpa quel lavoratore. Allora io penso che bisogna mettere in sicurezza per i concittadini e per i lavoratori. L'unico modo per mettere in sicurezza quell'incrocio, secondo il mio punto di vista, è quello di chi mi hanno accontentato in parte, quando hanno messo le ringhiere e i paletti da una parte di Piazza Goldoni e sulla Via Mazzini e hanno lasciato aperta le strisce pedonali mettendo 2 paletti per defluire il traffico di persone. Così risolviamo il 2-3%, la gente continua a correre e passare con il rosso perché magari va a prendere la 10 che va dall'altra parte e l'autobus arriva. Allora io penso che non si può continuare a far rischiare la vita delle persone che camminano e neanche la vita dei lavoratori. Quindi quel tratto di strada va messo in sicurezza e il sindaco mi ha garantito anche 3 giorni fa che andrà messo in sicurezza. Io ho parlato poi con l'attento assessore Babuder, abbiamo accennato a grandi linee l'altro giorno in consiglio, diciamo che anche lui è molto attento alla situazione, quindi io spero che in tempi brevissimi venga sistemata quella cosa e spingerò ancora di più perché deve essere sistemata. Oppure si decide in un modo forte e gli autobus non possono più girare, perché o si mette in sicurezza una zona oppure bisogna cercare di mettere in sicurezza anche i lavoratori. Insomma. Comunque quando fai la maglietta per il tram la compro anch'io.
A breve? A breve? Vabbè, le facciamo così? Ho scritto il tram è ripartito. Per il mio compleanno, il 16 di agosto. Però non diciamo di quale anno, però come al solito. No, scusa, allora, se sappiamo, a parte le battute, voglio sottolineare che effettivamente, e quindi mi sembra c'era anche il consigliere Sclippi in quella commissione, dove era venuto il tecnico, l'ingegnere, ed ha effettivamente detto chiaramente che la politica in questo caso non ha nulla a che vedere. No? Sono stati dei problemi tecnici. Stanno facendo i collaudi. Ci sono i collaudi, quindi diciamo che è stato un lavoro lungo sicuramente, però quindi io spero che a breve. Tra l'altro apro una piccola parentesi, queste mie parentesi, appena il tram riparte sarà una mia piccola battaglia quella di far sì che i tempi di percorrenza, quindi andare su, andare giù, oggi sono 29 e 31 minuti, vengono allungati come era prima dell'86, prima del dorsale Carsica. Prima della dorsale Carsica i tempi erano 6 minuti in più rispetto a oggi, quindi io penso in realtà che anche i lavoratori del tram devono essere un po' più sereni nel guidare questi mezzi che sono molto belli, molto solidi, ma anche bisogna attenzionare in modo per ferro con ferro. Quindi questo sarà, io ho già parlato con il tecnico della Terza Trasporti, l'ingegnere Cervia, diciamo che non ci sono grossi problemi per quanto riguarda il problema tecnico, quindi in realtà sarà proprio mia premura allungare un po'. Però io sono convinto che poi deve girare come mezzo turistico, no, quello è un mezzo turistico, quindi in realtà anche per chi li guida penso che devono avere quella serenità di avere quei 6 minuti in più per andare su per caricare le bici in modo da essere più sereni, insomma, quindi appena riparte questa sarà una mia, non dico battaglia, insomma una mia richiesta ufficiale tra l'altro. Sì. Proposta. Sì. Telefonata, buongiorno. Buondì. Pronto? Prego. Buongiorno. Io sono una cittadina triestina, volevo chiedere, i consiglieri là di qualsiasi colore, voi non passate per barriera? Sempre. Sempre, avete mai notato di fronte l'edicola a destra andando su per il mercato? E cosa è un portone con un povero, non capisco, sarà un povero, sì, che in un portone che c'era prima un negozio, dopo una banca, sì, che dorme con tutte le sue cose, e ieri era proprio della parte dell'edicola che dormiva a lato. Nessuno non passa, nessuno non può provvedere? Allora, io ho notato quello che suona col tamburello e col caffè di una marca famosa, allora... No, non sto parlando di quello. Cosa ha detto lei? Cosa mi ha detto? Cioè, quello che sta dicendo lei è quel signore che sovventemente sosta di fronte a quel negozio, di fronte alla 34, e che si sposta durante la dell'edicola ogni tanto, vero? Sì, appunto. Sì. Guardi, però le sembra giusto che come passaggio che si vede quelle cose? Nel modo più assoluto no. Ecco. Io ho sottolineato più volte, ho chiamato più volte la polizia, sì, qualche volta l'hanno fatto spostare, però effettivamente, signore, le dico una cosa, nonostante non so se lei mi conosce un po', io sono sempre molto severo con queste situazioni, però effettivamente a livello legale, se uno è seduto lì per terra, si può lavorare con il decoro, però lo facciamo spostare e dopo lui rientra. Effettivamente è un problema grosso, tra l'altro d'estate si sposta di fronte in via Battisti, quindi il problema va di qua e di là. È un problema grosso, bisognerebbe trovare però un sistema legislativo, perché in realtà non è uno, scusa, cosa fai qua? Ti mandiamo via. Si fa fatica signora, però lei ha perfettamente ragione. Io ogni volta che passo chiamo la polizia, però più di farli spostare più in là non si può fare nulla. Quelli grandi là verso Lupi, non è Lupi, non vedono, ma a parte è sporco, e non lo so, anche abbiamo diversi alberghi là, e io penso come opinione pubblica, non lo so, guardi, io sono una cittadina di tanti anni, eravamo tutti poveri, però in questo modo no. Non era questo, ma anche è sporco. Sì. Non so, parlano tanto, oddio, fino a ieri avevamo le mascherine e adesso non più. Ha ragione, e tutto vedere per terra. Io veramente mi sono inorridita, guardi, perché io capisco poveri, però voi passate, no? Dovevate presentare noi, no? Come cittadini. Comunque solleciti, guardi, non sarò la prima che ha telefonato, vero? No, guarda, io ci passo spessissimo in barriera e ho chiamato più volte. Se la prossima volta che vedo, io non voglio che di prenderli come che facevano di buttare via i materassi in un qualche anno fa, non so, in un cassonetto, però neanche quello non sarebbe giusto, perché se è un povero bisognerebbe le istituzioni di aiutarlo, no? Certo. Sì, è seguito, è seguito anche dal centro di igiene mentale, non è solo un discorso di povertà, effettivamente si fa davvero grossa fatica,
quindi le dico, io ogni volta chiamo la polizia, però una volta in effetti c'era proprio contro il decoro, quindi l'hanno portato via, ma dopo alla fine rientra. Sì, non ho presente, no. Si mette davanti, c'è quel negozio dopo un po' più avanti dalla banca, perfettamente ragione signora, io chiamo sempre, però anche lì quando arrivano. Galleria San Vito, chiedo cortesemente ai signori ospiti se nell'agenda dei lavori è inserita la pulizia della galleria in oggetto, sono anni che non viene pulita, grazie. Se non San Vito. lo facciamo mettere. Poi, Basovizza è un tiro di schioppo da Cattinara, pochi minuti con l'autobus, ma l'unico collegamento di fatto è la 39 Barrata, che passa ogni 2 ore e non fa servizio la domenica. Penso che una navetta con una maggiore frequenza che faccia la spola tra Cattinara e Basovizza sarebbe un servizio utile per i cittadini sia dell'altipiano che del resto della città. Voi cosa ne pensate? Saluti Giorgio, mi rivolgo a un altro Giorgio, prego. Vabbè. Basovizza, Cattinara. Basovizza, Cattinara, sì. Ma Cattinara certamente dall'altopiano è servita non bene, al punto che mi pare ci sia, adesso non so esattamente, ma forse una corsa al mattino, una corsa all'ora di pranzo, insomma una cosa così, quindi oggettivamente il servizio pubblico, di trasporto pubblico è abbastanza critico, insomma se uno va per un appuntamento o qualcosa, non sa quanto tempo deve fermarsi all'ospedale, credo alla fine preferisca il mezzo privato, quindi le auto, insomma non aumentare tutti dover cercare posteggi eccetera, quindi sicuramente dopo sappiamo bene che bisogna fare i conti un po' con i famosi chilometraggi della regione eccetera, no? Tutte queste sono proposte che vanno in una direzione giusta secondo me, perché sono segnalazioni che arrivano dai cittadini e da esigenze che hanno. È chiaro che da Opicina a Basovizza c'è un collegamento, se da lì ci fosse il collegamento con una certa costanza anche per l'ospedale, uno probabilmente utilizzerebbe il mezzo pubblico. Insomma, Cattinara è un ospedale grande e sarà sempre più grande, perché sappiamo che sono partiti i lavori di ampliamento anche per spostare il burlo eccetera, quindi diventerà un polo enorme e ogni giorno c'è tanta gente, tante persone, anche i lavoratori che devono recarsi lì, quindi credo che un collegamento sia assolutamente auspicabile. Allora apro due oggi lei è giornata delle parentesi. No, ho detto 2 temi, hai visto? Ho detto perché sennò sembra. Che lo stava per dire? Stavo per dire 2 temi che ho sentito, ho detto Furbo. Che parentesi, che ho detto temi. Allora dico veloce, vedo la telefonata. Allora cosa succede? Per quanto riguarda, bisogna sempre fare i conti, come diceva l'amico Giorgio, con il chilometraggio e con la frequenza e l'utilizzo delle auto. È vero che se non lo metti non lo utilizzano, questo è anche vero, però effettivamente bisogna capire quante persone poi cioè sarebbe utilizzato questa linea. Una proposta che avevo fatto tempo fa, e Bernardo si ricorderà, io avevo chiesto anche con le firme, avevo anche con la maglietta, per far sì che San Giovanni sia collegata a Cattinara, perché se pensiamo oggi non è collegata, siamo davvero, come diceva il signor, un tiro da scioppo, però in realtà per andare da San Giovanni a Cattinara bisogna fare il giro e lì si potrebbe risolvere con una semplice navetta più piccolina che la 35, anziché fermarsi a Longela prosegue, c'è la strettoietà, ma passa, e effettivamente abbiamo raccolto tante firme, all'epoca ero in sesta circoscrizione, e lì però c'era un problema che con le persone che abitano lì, che parcheggiano a destra manca, quindi effettivamente dicono sì vabbè, voi mi togliete il parcheggio, no, però no, quindi c'era questo problema, però effettivamente lì sarebbe utile, anziché fermarsi lì, va fino a Cattinara, magari potrebbe, anziché avere quella linea che va lì a Raute, prosegue, fa Raute, torna indietro e quindi si va un po' ad implementare quel che è la capillarità, come dicevo prima, insomma, tante cose si possono fare, però effettivamente so che c'è questo problema con Cattinara e l'altopiano, però lì i tecnici dovrebbero un po' darci dei dati per capire effettivamente. Bisogna fare, permettetemi una business plan sulle persone che andrebbero poi a prendere utilizzati, a prendere questo tipo di questo mese, insomma, perché magari questo è un altro tema che volevo dire. Una parentesi. No, è un tema. Non lo dirà più. L'abbiamo messo in croce. Per quanto riguarda i lavoratori di Cattinara e i lavoratori del Maggiore, c'è un piccolo problema che me ne sto occupando ed era uscito sul giornale poco tempo fa, è il fatto dei parcheggi.
per quanto riguarda i lavoratori di Cattinara, loro hanno giustamente i parcheggi gratuiti. Invece per quanto riguarda i lavoratori del Maggiore, che si parcheggiavano un po' lì davanti sulla via Pietà, ad una certa i gestori della via Pietà, dei parcheggi, hanno aumentato il prezzo di brutto, sia lì sia per quanto riguarda anche Giulia. Quindi è una cosa in cui ci stiamo occupando. Parlavo l'altro giorno anche con la Serena Tonelli, con la vice sindaco, in modo da cercare di trovare un punto affinché anche i lavoratori del Maggiore riescono a parcheggiare in un modo, no, con un prezzo che sia congruo a quello che è il lavoro, dal momento in cui Cattinara parcheggiano gratuitamente. Una mail dice: buongiorno, mandi una domanda se posso. Mi domandavo come mai il percorso della cabinovia non è stato studiato per portare direttamente i turisti nelle zone limitrofe al castello di Miramare. Oddio. Bella domanda. Avrebbe avuto certamente più senso, insomma, no? Però passava sopra Barcola tutto il tempo, cioè, sì, ma insomma... Prendo il sole con quello che mi fa la foto di sopra, cioè può starci, non sono né pro né contro, il mio giudizio è neutro, però... Dove diceva? Castello di Miramare. Ah, sì, sì. Cioè, un saliscendi? Ma sì, unire due luoghi panoramici, insomma, due luoghi turistici. Da Miramare però in realtà dove si arriva? Non si arriva neanche a Montegrisa, che è molto più in là, no? Sì, sì. Quindi sarebbe Barcola, Miramare. Sì, Barcola, Montegrisa, poteva essere una cosa più sostenibile, che devo dire la verità, anch'io che notoriamente sono contrario alle ovie, un percorso Barcola e Montegrisa li avrei visto con più favore, insomma, perché mi metto nei panni di un turista, sono due luoghi di interesse, o dall'alto o dal basso. Sì, colleghi due posti che visiti. Due posti di grande interesse turistico, ecco, quindi... si poteva camminare con peraltro anche già un grande posteggio, no? Ah. Con peraltro anche già un grande posteggio a Montegrisa, peraltro. Diceva Medao, si potrebbe fare la cabinovia sopra la spiaggia di Russo. Sai che aveva proposto tipo fare la spiaggia? La zona è quella, le zone belle. Una modifica sostanziale di quello che c'è oggi. Telefonata, buongiorno. Buondì. Sì, buongiorno. Prego. Vi volevo dire, consigliere Medao, no? Prego. Prima avete fatto vedere il filmato, cioè la figura di Via Rismondo dove c'è la pizzeria Mangia Fuoco. Sì. Quella strada è comunale, non è dell'Ater, perché dove avete guardato bene prima, che c'è quel formato in catrame nuovo, lì c'era lo scolo dell'acqua. Proprio davanti. Poco prima. Ah, ok, adesso lo riprendo. Ho capito. No, perché il signore aveva parlato dell'Ater prima, no? E avevamo sentito la parola Ater, quindi c'è un attimo sospettito. È dell'Ater, però noi non possiamo dire all'Ater guarda che abbiamo il portone rovinato perché c'era una pozzanghera dell'acqua fuori. In strada. No, certo. Perché quando macchine, no? O che esci, o che deve entrare, o che passa una persona, passa le macchine e ti fanno la doccia completa. Lì c'era una gratta di scolo. Ok. E l'hanno tolto. E l'hanno cementificata praticamente. E lì quando piove si forma proprio la pozzanghera d'acqua. E più di una persona è stata bagnata lì. Ho capito. A parte il nostro che è rovinato. Grazie. Okay. Grazie a lei per la precisazione. Allora torniamo in via Rismondo 9, no, era più in giù se non sbaglio, dovrebbe essere qua sulla sinistra. Questo qua, questo qua era, ecco qua. Via Rismondo 9, e questo appezzamento di, evidentemente prima era una gratta di scolo che adesso è stata invece tappata e crea avvallamento d'acqua, quindi la richiesta probabilmente, chi diceva Ater era forse per quanto riguarda le proprietà immobiliari, ma la strada è senza dubbio del comune di Trieste, perché insomma via Rismondo poi siamo in piena carreggiata, centro, quindi non c'è dubbio alcuno che si tratti di un servizio strade pubblico. Grazie al consigliere Sclip per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie al capogruppo di Fratelli d'Italia Marcello Medao. Buona giornata, buon lavoro. Piacere, buona giornata a tutti. Prossima maglietta, che linea? Intanto concludo questa, poi vediamo. Ok. Lo sa che scherzo, ovviamente. No, Medao, cerchiamo di stemperare. Cerchiamo di dare un po'. Infatti io scrivo nei miei post. Ci vediamo, vi aspetto a Tele4 per 2 chiacchiere in simpatia. Ecco, fa bene. Ci vediamo dopo la pubblicità, tra poco. Buondì. Buongiorno. No. Allora, noi siamo in diretta con Marcello Medao, che è affezionato, è il nostro affezionato ospite, non vuole andarsene via dallo studio. No. Buona giornata, grazie Medao.
Siamo in compagnia del Presidente del Consiglio Comunale Francesco Di Paola Pantega, ben trovato intanto. Buongiorno a tutti i telespettatori. Ma Medao voleva stare con lei, non voleva lasciarla, lo so, Presidente. mi vogliono bene. La sua maggioranza la segue in qualche modo. Ma la mia maggioranza mi segue sempre, ma anche l'opposizione, per dire, insomma. È sempre vivace l'opposizione, ma è giusto. È stato un po' oggetto, no? Nell'ultimo periodo anche lei di qualche critica dall'opposizione per la gestione delle emozioni, delle urgenze, delle convocazioni. Cosa mi dice di questo? Allora, sì, tutto che rientra nei canoni di una prassi politica, nulla di personale intendo dire, però. Allora, i regolamenti del Consiglio Comunale bisogna seguirli, non si possono presentare documenti a valanga tanto per presentare, bisogna fare una cernita, insomma, e un'analisi di tutti i documenti che vengono approvati. Io gli ho detto anche l'altro giorno in capigruppo, non faccio questa analisi, non la faccio da solo, non la voglio fare proprio per rispetto dell'opposizione principalmente. Allora chiedo sempre il parere preventivo al segretario generale, il segretario generale me lo pone e dopo decido sulla base delle indicazioni del segretario generale, decido, ma proprio in un'ottica lo faccio di trasparenza, e quando decido che le domande di attualità, perché loro si riferiscono principalmente in questo momento alle domande di attualità, li ho decisi insieme al garante della legalità, che è il nostro segretario generale. Per questo io credo che se vanno a rimodulare le domande d'attualità, insomma, io credo che si possono poi discutere in Consiglio Comunale. Insomma, io non ho niente contro questa documentazione, anzi più ne arrivano meglio è, perché si vede che portiamo avanti le istanze dei cittadini, ma quando queste richieste hanno il requisito di altro documento, beh, io ho il dovere di rappresentarli o di rumportarli in quell'occasione, altrimenti diventa poi, cominciamo a confondere tutti i documenti, non abbiamo più una linea da seguire anche per il buon andamento del Consiglio Comunale. Chiaro. Abbiamo una telefonata, che poi sì, se vuole spiegarci meglio poi abbiamo tempo. Buongiorno. Pronto? Aspettiamo un attimo, niente. Diceva, scusi. No, dicevo, poi c'è anche la lamentela che, insomma, ieri sono stato contattato dalla stampa per la questione delle mozioni che non vengono trattate in Consiglio Comunale. Beh, vede, io ho convocato l'ultimo Consiglio Comunale, l'ho convocato proprio con la prerogativa solo delle mozioni. Infatti ho messo all'ordine del giorno 3 delibere con parere favorevole, bisognava solo votarle e basta, e infatti quello è avvenuto. E poi trattare le mozioni. Bene, se io devo convocare un Consiglio Comunale che ha una struttura, ha una spesa di personale e di tante altre cose per la convocazione, è una buona fetta economica, no? Convocare il Consiglio Comunale e fare una mozione, un atto amministrativo che non è nemmeno una delibera, allora mi viene difficile poi pensare che per trattare una mozione io debba convocare e investire tanti soldi dei cittadini in un Consiglio Comunale. Mi viene difficile, io credo che sia principalmente l'opposizione ma anche la maggioranza, dobbiamo fare una riflessione su questo. Gli atti amministrativi non possono durare 2 ore, una mozione di quel tipo, e si va solo a strumentalizzare il Consiglio Comunale, che poi alcuni consiglieri lo dicono anche, io non entro nel merito dei documenti, ma quando un consigliere mi dice è un anno e 4 mesi che aspetto che questo documento venga trattato, però non l'ho voluto trattare io, ho chiesto il rinvio di questo documento perché mi mancavano alcuni riferimenti, non voglio dire di chi, e poi, ma ancora oggi non ho questo documento, però mi lamento che non lo trattiamo. Allora c'è qualche cosa che non funziona, allora o vogliamo strumentalizzare per fare politica in quel modo, oppure non abbiamo le idee chiare di quello che è il Consiglio Comunale. Questo. Sentiamo una telefonata, buongiorno. No, questa telefonata era per i vostri ospiti di prima, però non riuscivo a prendere la linea. Signora, mi dispiace. No, ma la posso fare anche al suo ospite. Prego, ci dica. Da Trieste non sono solo i giovani che se ne vanno, ma siamo anche noi anziani. Io e il mio compagno abbiamo circa 1.500 euro al mese di pensione senza trattenute. Sì. Il 2 giugno ci trasferiamo in Portogallo però. e abbiamo 2.000 euro a testa.
perché non ci sono le trattenute. Sì. Quindi in 2 abbiamo 1.000 euro in più. Quindi non dire solo che sono i giovani che vanno via da Trieste. Vero. Siamo anche noi anziani, siamo dimenticati veramente da tutti e dappertutto. Vi auguro veramente che si mettano le cose a posto a Trieste e io spero che veramente la mia ultima abitazione la sia all'estero, non in Italia. Buona giornata. Grazie. Beh, sono poi logiche scelte, logiche scelte di vita, però dettate da un caro vita che in Italia, rispetto al sistema diciamo, di contribuzione pensionistica del Portogallo, ma anche delle Isole Canarie, perché ci sono esempi anche là, è ben diverso. Ci sono tante altre nazioni che hanno una tassazione, specialmente sulle pensioni, dove è molto minore a quella che in Italia. Per questo andando in questi paesi ci si va a guadagnare, ma anche un 300-400 euro, poi dipende anche dalla pensione che uno ha, no? Per questo, non è che raddoppia, per carità, no, chiaro. Però per quanto riguarda i giovani, io non credo che in questo momento storico a Trieste tutti i nostri giovani stiano andando via, anzi io credo che ci sono tanti giovani che hanno la facilità, perché si trova lavoro, si fermano volentieri anche in questa città. Poi ovviamente i giovani si spostano, sai, specialmente per lo studio, vanno a fare esperienze altrove, perché in ogni posto del mondo ci sono delle realtà diverse, e bisogna fare esperienza. Questo io l'ho fatto sulla mia pelle, questo mi è servito tantissimo, no? Perché ti porta poi a fare dei ragionamenti più ampi, dei ragionamenti migliori, e riesci poi a dare anche un contributo migliore a quello che è la società. Vero. Il comunque calo demografico e la denatalità è un fenomeno nazionale. Certo, poi Trieste, che sia una città anziana, ormai insomma, lo sappiamo e lo diciamo da tempo. Può Portovecchio invertire questa tendenza? Può servire per attirare, non dico i giovani che scelgono Trieste perché c'è Portovecchio, perché magari il giovane lo sceglie per l'università, per il posto di lavoro, per una carriera o anche per vivere con la propria famiglia il suo tempo libero. Però proprio le famiglie e le persone anziane, quando vedono che la città si muove, che la città investe, che crea ricchezza, crea anche nuove zone, può essere, come dire, incentivato una volta di più a non spostarsi. Ma certamente, ma è proprio questo che dicevo anche prima. Adesso col turismo sta girando l'attività economica, anche si può dire quello che si vuole del turismo, che tanto a qualcuno dà anche fastidio, però questo ci porta a tenere anche i giovani qua e anche incrementare, cioè il Portovecchio è un'occasione che noi abbiamo in questo momento eccezionale, anche per far crescere quello che dico, per mantenere le persone, ma non solo mantenere le persone qua, ma farle arrivare altri. Ma io credo che questo farà, da come si sta muovendo la città, così come l'economia sta crescendo in questa città, anche questo, perché è automatico, no? Quando cresce l'economia cresce anche non dico le più nascite in questa città, però quantomeno che ci sia un incremento di cittadinanza, sicuramente sì. Altra telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno, io sono signor Antonio. Buongiorno. E volevo chiedere per cortesia se avevo desiderio di fare la domanda a quelli del Fratelli d'Italia, ma ormai è andato via, perciò la posso fare anche a lei, al signore, se può essere utile dare qualche risposta. Sì. Io sono un pensionato e stando sul bandierato della Meloni, che aumenta le pensioni, che aumenta di qua, che aumenta di là, solo che però a me da 1 gennaio mi ha aumentato, sa quanti soldi, quanti euro mi ha aumentato? 4 euro. 4 euro. 4 euro, quanti caffè bevo in un mese? 2. 3 caffè. E il 27 giorni del mese guardo gli altri come bevi. Va bene? Ecco, se mi dà qualche risposta, avrei dovuto darlo quello dei Fratelli d'Italia, ma purtroppo se me lo dice il signore
può essere utile a qualche cosa. Grazie. Vabbè, non sminuiamo per il ruolo povero di Francesco Panteca. No, anche io seguo molto da vicino, insomma, mi occupo di politica, anche questo è interessa. Ovviamente lui si riferiva a Fratelli d'Italia, certo, perché sono una linea di poi partito, chiaro. Era una linea di partito, però io credo che le pensioni in qualche modo sono, almeno quelle dei redditi più bassi, sono un po' aumentate, qualche passo si è fatto. Io non credo che siano 4 euro, perché c'è stato l'aumento dell'Istat, per questo le pensioni sono aumentate almeno i redditi bassi quasi il 7%. Ma i redditi più alti un po' di meno, perché ovviamente andava a scaglione, ma comunque bisogna adesso, al di là di questo, no? Al di là di questo, bisogna intervenire, perché effettivamente il rapporto fra noi vediamo che abbiamo una come si chiama, un'inflazione molto alta, dal 8-9%, però le pensioni non stanno seguendo questa inflazione, non li seguono, perciò stanno perdendo terreno continuamente, e io credo che questo governo, ma qualsiasi altro governo, si debba occupare in questo momento di questo e cercare di trovare una soluzione per aumentare queste pensioni, non solo le pensioni, ma anche i redditi, perché mi sono occupato l'altro giorno proprio della Europromos, dove io ho avuto dei contatti con un confronto con i sindacati su questo. Insomma, abbiamo dei redditi ridicoli, cioè, se un affitto, adesso andare a prendere qualsiasi tipo di affitto ti costa quantomeno 700 euro, ma tante persone non arrivano nemmeno a guadagnare 700 euro, e questo è il dramma, no? Allora dobbiamo ricorrere a risolvere questo tipo di problemi. Noi non possiamo avere una nostra società che vive quasi sotto il livello della povertà. E ritornando, perché non voglio allontanarmi un po' da quello che è il ragionamento del telespettatore, giusto, lui fa un'osservazione giusta, ma su un reddito minimo, anche se gli diamo un aumento di 20-30 euro, non è niente. No, è poco, niente. È pochissimo, certo, perché certo. non va nemmeno dietro l'inflazione corrente, questo è il discorso. È chiaro, certo. chiaro. Dobbiamo andare in pubblicità, breve pausa, poi torniamo in diretta con il Presidente del Consiglio Comunale Panteca, tra poco. Ritorniamo in diretta con Sveglia Trieste, siamo in compagnia del Presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca, in collegamento con Gianluca Paladin, oggi nei pressi del campo Ferrini, dove è partita da un paio di giorni la rimozione di tutta quella catasta di rifiuti di varia natura che occupavano in maniera anche veramente indecorosa la sede dell'ex Ponziana Calcio. Buongiorno Gianluca. Buongiorno Bernardo, a te e al tuo ospite. Esatto, siamo Buongiorno. qui al Ferrini, luogo che tu conosci molto bene, visto che ti sei occupato anche recentemente appunto di questa situazione. Innanzitutto ti do la comunicazione che è arrivato l'autunno, un fenomeno curioso dopo la primavera, davvero, però sicuramente questo non ci percuote, però insomma le temperature si sono riabbassate, quindi diciamo che abbiamo avuto un assaggino di estate, poi rapidamente scomparsa. Qui ti faccio vedere i lavori in corso, stanno continuando lo sgombero ovviamente di tutta l'immondizia e gli oggetti ingombranti che ovviamente devono essere rimossi per far spazio alla riqualificazione, e poi hai visto anche Bernardo che abbiamo inquadrato una stampante. Sì, non so se noi al lavoro abbiamo bisogno di una stampante, Bernardo, ma però insomma ecco, qui ce n'è una ad esempio. Mi sembra un po' arrugginita. L'importante è che funzioni, come tu bene giustamente sai, esatto. Quindi insomma c'è davvero di tutto qui, oggetti ingombranti a go-go, e infatti il lavoro di Italspurgo in questo momento molto certosino anche di proprio andare a verificare ogni singolo ambiente, dagli spogliatoi a quelli che erano i bagni una volta, insomma sappiamo come è preso l'ex Ferrini, e tu personalmente sei entrato in diverse occasioni. Io sono in compagnia dell'assessore ai lavori pubblici e agli impianti sportivi in questo caso, giusto? Elisa Lodi, che saluto, buongiorno. Buongiorno
buongiorno Bernardo e all'ospite in studio. Buongiorno a Come lei. procede? Ovviamente sappiamo che ci vorranno circa 2 settimane in totale per la pulizia completa e poi bisognerà procedere ovviamente a rifare tutto sostanzialmente. Sì, praticamente sì, abbiamo deciso di fare questa pulizia radicale di quest'area perché ormai era intollerabile, nel senso che atti di vandalismo, incursioni eccetera avevano poi anche coinvolto la polizia locale e i vigili del fuoco recentemente, quindi abbiamo costruito questo appalto che è di oltre 30.000 euro. La difficoltà è stata quella di trovare poi anche un'azienda che fosse in grado di gestire il trattamento di questi rifiuti, perché qui abbiamo rifiuti di ogni genere e quindi vanno anche suddivisi e verificati ovviamente. È un lavoro non semplicissimo ma andava fatta. Una situazione di degrado che non poteva più continuare, sicuramente anche per il rione, per chi abita qui, ma anche di sicurezza ovviamente per tutti quanti. Fatta questa pulizia che durerà 15 giorni, avremo la chiusura anche degli accessi, dei varchi, quindi alla struttura palazzina, in modo tale che sia inaccessibile a chiunque. Stiamo lavorando contemporaneamente anche al piano, al progetto di riqualificazione di quest'area, perché sai, naufragato il progetto del Ferrini, abbiamo deciso di andare avanti noi come Comune di Trieste, come proprietario, e abbiamo in animo di riqualificarlo. A disposizione nel Casse Comune abbiamo 1,2 milioni che deriva dal contributo che la Regione aveva dato prima a UTI per la realizzazione del campo con la finanza del progetto, a cui dobbiamo aggiungere ovviamente altre risorse, perché tra rincaro prezzi e lo stato in cui si trova la struttura 1,2 milioni non basta. L'idea è quella di cominciare la progettazione del campo e degli spogliatoi per poterlo rendere subito agibile, quindi andare in variazione e cercando ovviamente compatibilmente le risorse che abbiamo di integrare il 1,2 milioni e andare avanti con questo lotto, per poi proseguire con le tribune e anche l'area ristoro, bar, recettiva che è dall'altra parte dell'area. Ecco, Assessore, se possiamo avvicinarci, già Enzo Iannacone ci stava mostrando le immagini anche del campo prima, per esempio ovviamente dovrà essere riqualificata anche l'area verde qua, no? Tutto quanto. Le tempistiche ovviamente, prima lei ha dato delle tempistiche sui lavori in generale, ma poi affinché tutto sia pronto bisogna un po' capire, giusto? Sì, bisognerà un po' attendere, nel senso che il campo, da quello che mi ricordo, è uno dei primi campi che è stati fatti in erba sintetica, quindi questo va rivisto completamente. Probabilmente bisognerà rivedere anche il sottofondo, come abbiamo fatto anche in altri campi, e tutto il progetto di riqualificazione del campo, che verrà rifatto ovviamente in erba sintetica, deve passare il vaglio della Lega Nazionale Calcio, quindi deve andare comunque a acquisire i pareri per poter andare in gara, per poi essere omologato. Quindi la progettazione è piuttosto complessa. Io dico che auspichiamo, avendo i soldi adesso, di riuscire a vederlo il prossimo anno appaltato, perché cominciamo la progettazione quest'estate, previe risorse ovviamente, pareri e quant'altro, quindi secondo me il prossimo anno potremo cominciare a vedere l'appalto. Le procedure sono queste, il codice è questo, quindi noi cercheremo di essere veloci, ma insomma intanto l'importante è cominciare. Ci sono delle realtà interessate ovviamente a utilizzare questo campo, che potrà tornare a essere a disposizione di ragazzi, ma persone in realtà anche di tutte le età, insomma, c'è della gente che vorrebbe poterlo utilizzare e finalmente insomma siamo partiti con la pulizia. Sicuramente sì, diciamo che a parte essere una struttura storica per la città di Trieste, il Ponziana poi è una realtà che tutti conoscono e anche per il suo passato, è uno sfogo importantissimo per la città. Diciamo che l'attività sportiva che viene svolta in città è tanta, in tutti i settori. Ovviamente qui parliamo di calcio, i campi a 11 sono pochi rispetto alle richieste che abbiamo, quindi c'è una fame di spazi, quindi questa è una valvola di sfogo molto importante, ovviamente da poter far usufruire a tutti poi come è giusto che sia. C'è una realtà sportiva che si è avvicinata e ha fatto una proposta di concessione, ha fatto anche raccolta firme, stiamo istruendo la pratica, gli uffici lo stanno facendo, quindi c'è attenzione anche da questo punto di vista. Bernardo, non so se hai un'ultima domanda per l'assessore Lodi, che poi liberiamo per anche dei suoi impegni, non so, volevi chiedere qualcosa in particolare? Tu che conosci anche bene l'argomento, più di me in realtà. Beh, guarda, scusa, sul Ferrini credo che sia stata esaustiva, insomma, anche la dinamica di pulizia necessaria per rendere decoro a quegli spazi, anche per evitare che poi sia ricettacolo di ulteriori ingressi abusivi di chi bivacca eccetera, quindi su quello penso che insomma si trova una unanimità di intenti che diciamo che va al di fuori della politica.
Sulla riqualificazione ha detto già tutto l'assessore, poi su chi prenderà in gestione sappiamo che ci sono quelli del Chiarbola Ponziana che sono i più vicini a poter avere anche il titolo di legittimità di insediarsi in quell'ambiente. Mi domando più che altro se se a livello di impiantistica sportiva ci sono altre priorità in questo momento, ci sono oltre al Ferrini anche altre situazioni da dover tenere sotto controllo con una certa urgenza. Se magari l'assessore può fare una panoramica, così dopo vi liberiamo. Ah certo, adesso glielo chiedo. Certo. Ecco assessore, se a livello di impiantistica, di impianti sportivi, oltre ovviamente al Ferrini, valuta in questo momento che ci sia bisogno di ulteriori interventi, o se c'è magari qualcosa che è in cantiere, non so come dire. Beh, abbiamo diverse cose in cantiere e da fare. Nel senso, in cantiere abbiamo, per quanto riguarda il calcio, abbiamo ancora il Campanelle, un altro campo a 11 che è in attesa di essere riqualificato. Lì abbiamo un secondo lotto che vedrà la realizzazione del campo a 11 nuovo, che lo vedremo finito verso l'autunno. Io sparo prima perché ci serve proprio per far giocare i ragazzini e ovviamente la squadra principale della società. E poi seguirà un ulteriore lotto per la parte spogliatoi. E lì stiamo facendo un ragionamento anche se fare degli spogliatoi provvisori per poter utilizzare subito questo campo questo autunno, quindi sono valutazioni in corso. Per quanto riguarda l'impiantistica in generale ci stiamo muovendo tanto, nel senso che abbiamo in piedi la progettazione della nuova palestra impianto sportivo in realtà di via Frausin, una palestra con tribune che è quello che serve per dare possibilità anche di pubblico e far quindi gare di livello. Abbiamo da mandare in gara quest'estate sicuramente le palestre di San Giovanni, che ormai il progetto esecutivo è stato aggiornato con incrementi di prezzi, ma deve andare avanti anche lui. Abbiamo poi in piedi da far partire la progettazione per la riqualificazione dell'anello del Grezzar, anche questo ha la scadenza dell'omologazione in autunno, quindi deve essere rifatto e lì stiamo prendendo contatti ovviamente anche con il CONI e Fidal. Faremo a metà maggio dei piccoli lavori di manutenzione sulla pista e sull'anello di Colonia. E per la Chiarbola, come sapete, i lavori li conoscete meglio di me, avete seguito, anche Bernardo ha seguito molto la vicenda, più lavori ovviamente all'interno delle palestre che sono quelli di manutenzione straordinaria. Poi abbiamo anche la da fare attraverso PNRR della famosa cittadella dello sport in Porto Vecchio, che è sostanzialmente un impianto sportivo all'aperto, anche quello in fase a breve in fase di gara. Beh, insomma, un po' di roba, dai. C'è tanta roba e c'è tanta richiesta, ecco, questo è importante da dire, nel senso che gli investimenti sono importanti perché c'è tanta richiesta da parte di sportivi e società sportive di avere spazi, quindi l'importante è che il Comune dia una risposta. Ovviamente le tempistiche sono più o meno complesse, ma l'importante è secondo me partire, così da dare una risposta a chi poi fa sport in città. Grazie all'assessore Lodi. Grazie, Gianluca, grazie Bernardo e suo ospite, buon lavoro. Grazie Gianluca. Bernardo, ti restituisco la linea. Lascio a te poi l'onere, l'onore, il fardello di domandare all'assessore fuori onda novità su tram e galleria, ma quello ormai lei è rodata, lo sa, quindi insomma ora noi dobbiamo dare pubblicità, quindi lo lascio a voi. E grazie intanto a Gianluca Paladini e all'assessore Lodi che era sul posto con noi questa mattina davanti al Ferrini. Presidente Panteca, grazie Bernardo, grazie. Necessario intervenire lì perché non so se lei è mai entrato, era una cosa conosco, ma insomma io vedo l'assessore Lodi insomma, è sempre presente in questi luoghi, insomma si vede che l'amministrazione comunale è attenta, per questo bisognava per forza di cose intervenire, c'era un degrado eccessivo in quella zona, insomma bisogna dare rispetto insomma, alla cittadinanza di quel posto. Ne abbiamo sempre parlato, finalmente interveniamo, facciamo quanto meno le pulizie, poi vediamo il resto. Insomma come da fare, come poi ha detto l'assessore, che voglio ringraziare, lei è sempre presente insomma anche dappertutto insomma, negli impianti sportivi insomma. Ha un certo interesse, poi rappresenta un po' quello che l'amministrazione vuole. Certo. Dobbiamo andare in pubblicità, rientro ancora una mezz'oretta in compagnia del Presidente Panteca, non sarà... le farò la domanda sulla lista di piazza perché insomma Presidente lei è parte diciamo da 2 anni, da un anno è quello che è stato fino a poco fa, ecco 7 anni parte della lista di piazza, quindi senza dubbio anche per il ruolo che ricopre 2 parole le spendiamo tra poco.
Bene, riprendiamo la trasmissione. Presidente Panteca, lista di piazza, no, voi 4 consiglieri fuoriusciti fate parte del gruppo misto, seguendo le linee programmatiche del sindaco. C'è stato questo allontanamento dalla civica perché le modalità che sono state operate per la nomina dell'assessore non sono andate bene a voi 4 che siete usciti dalla lista di piazza, quindi ora si va avanti in maniera parallela semplicemente. Ma sì, noi gli impegni che abbiamo preso con i cittadini non cambiano, perché sono quelli che portiamo, infatti non ci siamo spostati di un millimetro su quelle che sono le linee programmatiche sia del sindaco e sia di tutta la coalizione. È successo un fatto che magari ci ha lasciato un po' così, perché dopo tanti anni di esperienze, che sono state circa più di 7 anni di esperienza nella lista, aver ricoperto tutti i vari ruoli, ma io parlo per me, ma io credo in questo momento di poter parlare anche per gli altri, aver ricoperto vari ruoli, aver fatto una grande esperienza politica, ma anche di amministrazione della macchina comunale, perché guidare una macchina comunale non è semplice. Allora si pensava che si era creato questo rapporto anche non solo con la lista, ma anche con la cittadinanza, per dare risposte alla cittadinanza. Tu fai l'esperienza e dai risposte alla cittadinanza. Tutto questo è venuto a mancare un po' con tutta la linea diciamo, di responsabilità. Per questo motivo si è scelto di fare questo. Si vede, manca un futuro, se le scelte sono queste, di condivisione sono queste, manca un futuro per la lista, e allora a questo punto è preferibile fare dei movimenti oggi, in questo momento, per poter creare insieme e dare risposte ai cittadini su quelli che sono stati i nostri impegni con loro, perché il rispetto in politica secondo me ci deve essere. Io mi sono messo a disposizione prima dei cittadini, poi del nostro sindaco, per questo quando è venuto a mancare questo rapporto non dico di fiducia, perché la fiducia c'è sempre, ci sta sempre, non tocco questo argomento, ma questo rapporto istituzionale di rispetto, allora queste cose vengono. Questo il nostro sindaco l'ha riconosciuto e ci ha chiesto anche scusa per questo, ci ha detto di aver sbagliato, però come si sbaglia oggi si può sbagliare. Si sbaglia nello stesso modo domani, perché quando chiediamo scusa però resta lo status quo, allora, lo status quo, voglio dire, sì. Per questo non cambia niente. Perché... Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno Gulota, buongiorno a lei e a Panteca. Buongiorno signora Nivea, prego. Allora, buongiorno, sto attendendo e sentivo la vostra telefonata, l'ultima. Il signore che ha detto che le pensioni sue è aumentata di 4 euro. Sì. Per dire la verità, a me in gennaio ho trovato nella pensione 130 euro in più. Questa è la paesiana, le ho avute e basta. Mi avevano detto che aumentavano le pensioni, io non ho neanche visto, mi ha avvisata mia figlia, ho controllato e ci sono 130 euro in più. Volevo parlare però del turismo. Sì. Allora, adesso anche con questo turismo appartamenti sfitti si sono trasmutati in bed and breakfast anche abusivi e con l'acquisto di, anche come aveva detto il sindaco tempo fa, di appartamenti e immobili da comunitari come austriaci ed altro, ecco che le nostre case, quelli che devono pagare un affitto, e non è il caso mio, si sono visti aumentare anche gli affitti. Per cui non so se tutto questo turismo porta tanto bene ai residenti. Contratti di lavoro proprio per aiutare i cittadini dovevano essere fatti, sono scaduti da tanti anni, i sindacati si risvegliano adesso dopo che c'è un governo di centrodestra. Una volta ci avevano detto che quando c'era la crisi, che non c'erano turisti prima del Covid, di calcolare i negozi cittadini come un centro commerciale all'aperto. Però se i cittadini non hanno
la possibilità di parcheggiare, perché non ci sono parcheggi assolutamente per andare nel centro città. Adesso i negozi di qualità che avevamo a Trieste si sono tutti trasformati in bar, buffet, ristorazione, tutto per i turisti. Io vorrei che il Consiglio Comunale prendesse nota anche dei residenti, dei cittadini nativi di Trieste, di quelli che ci abitano da tantissimi anni, e non pensare solo al turismo, perché come aveva detto anche l'assessore Rossi, non è proprio che queste navi ci portano tanto guadagno sopra, perché abbiamo visto anche una vostra intervista, ha detto sì, ci fermiamo 2 ore, no, abbiamo il pullman che ci porta a Lubiana, quell'altro che ci porta a Venezia, cioè noi abbiamo solo l'ingombro delle navi con la mancanza di parcheggi adesso ultimamente ho sentito da lei prima che sono stati levati i parcheggi di bagno alla Lanterna. Io alla Lanterna non ci vado mai, però evidentemente è successo che occupando lo spazio, il molo quarto con i pullman, in qualche maniera chi viene con le crociere, viene con la macchina, deve parcheggiare in qualche posto. Certo. Non è che io che sto in Colonia mi porta via il parcheggio della Lanterna, però tutte le macchine dei cittadini si spostano e mancano anche nelle periferie. Dovrebbero pensare un po', ripeto, mi scusi se insisto, anche ai residenti e ai cittadini, non solo ai turisti, perché anche noi abbiamo diritto di vivere. Grazie. Grazie, allora di questo ne parleremo tra un attimo, torniamo da Gianluca Paladin per un brevissimo collegamento finale, poi Panteca parliamo del turismo, ne avevamo parlato anche prima con gli altri ospiti, Croce Edilizia, cioè ci sono dei pro e dei contro, bisogna governare questo tipo di grande afflusso che Trieste rivive dopo gli anni 2018-2019 che sono andati molto bene sotto questo comparto. Gianluca, di nuovo a te. Sì, grazie Bernardo, sta iniziando a piovere bene in effetti. Allora niente, per farvi vedere l'altra facciata dello stadio, siamo dal lato dei bagni per così dire, c'è anche una bicicletta rossa Bernardo, c'è veramente di tutto, qui serve, una scarpa, lattine, cibo, bottiglie, insomma di tutto e di più come tu ben sai, quindi insomma anche questa zona dovrà essere soggetta a questo repulisti generale che si sta facendo. Come abbiamo detto, qui siamo nel lato proprio dei bagni, c'è proprio la scritta VC e ovviamente ci sono tavoli, suppellettili, sedie, stendini della biancheria, porte divelte e andrà riparato tutto chiaramente. Insomma, questa è la situazione in cui versa ancora per poco il Ferrini, in attesa di questo progetto di riqualificazione, e poi ovviamente nei servizi di Tele4 riproporremo anche le parole dell'assessore Elisa Lodi, che ha spiegato un po' anche le tempistiche, per quanto possibile adesso capirci qualcosa. Ovviamente intanto sappiamo che ci sono queste 2 settimane di pulizia. Bernardo, grazie, saluto te, saluto il tuo ospite e vi restituisco la linea. Grazie Gianluca Paladin per l'aggiornamento sul Ferrini. Dicevamo del turismo, Panteca, mancano posteggi, dice la telespettatrice, c'è in cantiere, almeno nelle intenzioni, quelle di creare posteggi come si dice di cintura, cioè nei margini del centro città? Sì, ci sono delle progettazioni per creare nuovi parcheggi sia al Molo Bersaglieri sia anche in altri posti in prossimità del Molo Quarto. Però, vede, io devo fare una riflessione, certamente dobbiamo tutelare quelli che sono i nostri cittadini, quelli che sono i cittadini principalmente, quelli che abitano in centro, quelli di poter vivere la città per quella che è. Però dobbiamo anche, io dico ai cittadini, confrontiamoci, vediamoci, troviamo delle soluzioni, vediamo cosa possiamo fare. Però dobbiamo guardare al futuro di questa città. È vero che ci sono le navi da crociere, sono una marea in questo momento di turisti che stanno arrivando, che stanno riscoprendo questa bellissima città culturale che è Trieste, ma anche con della bellissima storia, e noi abbiamo la necessità di farla scoprire agli altri questa città, farla conoscere, aprirla al mondo e fare conoscere questa bella città. Per questo dico, dobbiamo guardare al futuro. È vero che in questo momento ci sono dei disagi, arrivano tutti questi turisti in massa, ma portano anche
anche se qualcuno è un po' contrario, portano anche tanta economia. Dobbiamo trovare delle soluzioni per i nostri cittadini, certo, ne discuteremo di questo, vediamo come risolvere questo tipo di problematiche, ma io vi invito anche tutti i cittadini di non remare contro questa parte di turismo che in questo momento sta facendo vivere bene la nostra città. Attraverso poi il Porto Vecchio vedremo un po' come riqualificare anche alcune cose, e che lo stiamo già facendo. Magari a breve, con l'apertura di qualche pezzo del Porto Vecchio, vedremo già che anche la nostra città incomincia a cambiare, abbiamo più spazi, come vedete là abbiamo trovato anche la soluzione degli autobus per non far girare per città, si parcheggiano tutti in quella zona. Perché io vi invito a trovare sì delle soluzioni, magari anche a dirci le soluzioni quali potrebbero essere, ne prendiamo atto, ne discutiamo insieme e vediamo cosa possiamo fare. Però io vi invito la cittadinanza a non remare contro questa parte che tanta economia sta portando a Trieste. C'è però, anzi abbiamo una telefonata, poi glielo domando, sempre sul discorso parcheggi. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Io mi ricollego alla telefonata della signora che non era più giovanissima, che adesso si trasferisce in Portogallo. In Portogallo, no? Sì. Ecco, volevo dire, una domanda che mi faccio a me, magari tante volte, perché ci si chiede che convenienza abbiamo noi italiani a rimanere in Italia? Cioè le tasse si sa quelle che sono, e se ne è parlato prima appunto di questa signora che si trasferisce con la pensione. La sanità si sa come è messa, no? Hanno tolto il reddito di cittadinanza, giustamente per alcuni casi, ma secondo me molto ingiustamente per persone che veramente ne hanno bisogno. Aumenta praticamente, ho visto che il grano è sceso di non so quanto, però la pasta è aumentata del 17%. Questa mi sembra una cosa assolutamente assurda, e questo vale anche per il gas. E non capisco questi soldi a chi vanno, visto che c'è una diminuzione del prezzo del grano, dovrebbe diminuire anche la pasta, per logica. Poi mi riferisco anche al fatto che mi ha un po' sconvolto di avere un occhio di riguardo al divieto di transito a Roma, di una discriminazione inaudita, perché le fasce più deboli come fanno a comprarsi una costosa auto elettrica? Poi mi chiedo, chi lavora di notte, visto che si sa com'è il trasporto a Roma, che non è come qua? Cosa deve fare? Se è lontano a 40 km, 30 km, se la fa a piedi o in bicicletta, mi sembra un po' improponibile. Per questo dico, rimanere in Italia ha dei vantaggi? Secondo me a questo punto non più, anche perché, dico la mia, ma mi prendo la responsabilità, l'Unione Europea, anche riguardo alla pesca a strascico, non so se sapete le ultime notizie, sta prendendo delle decisioni scellerate, perché ci sono persone che vivono di questo, vivono. Io vedo quest'Italia andare sempre peggio. Forse, se posso, dirò anch'io, me ne andrò anch'io e tanti altri come me. Vedremo poi cosa succederà di quest'Italia, perché per il momento la vedo messa veramente male. Grazie, buongiorno. Grazie. Sì, pro e contro si dice, no, di solito, ci sono sempre di un paese, di un sistema. Poi chi aveva chiamato prima ha detto che andava in Portogallo, paese sicuramente bello e anche insomma dignitoso. E tutto. Guardi bisogna vedere anche cosa non va magari in Portogallo e farsi intanto bisogna dire che il Portogallo fa parte dell'Unione Europea, per questo e perciò le regole che ci saranno in Portogallo ci sono anche qua. Poi può cambiare la tassazione in alcuni aspetti, a questo però sì, diciamo, le auto elettriche vi posso dire che ha ragione la signora quando parla di tassazione. Io questo l'ho anche studiato, so che la tassazione, ma non solo in Portogallo, anche in altri paesi, è minore di quella che è in Italia. Però non pensiamo che in Portogallo il costo della vita sia molto minore di quello che è in Italia, perché io sono stato 2 anni fa in Portogallo, sono stato 15 giorni, per questo non ho visto questi prezzi del Portogallo che siano tanto minori di quelli italiani, anzi in alcuni casi molto maggiori di quello che ci sono in Italia. Per questo è vero, se poi vogliamo andare in Portogallo a vivere un villaggio del Portogallo e non muoverci da quel posto, allora io credo che si può stare anche bene. Ci sono bei posti in Portogallo, è bellissimo, per carità, però voglio dire, non è che ci sia questa grande convenienza, no? Che noi andiamo a guardare l'aspetto pensionistico e che prendiamo 200 euro in più, 300 euro in più. No, andiamo a guardare quell'aspetto, e tutto il resto... quello, bravo Panteca, è quello che volevo insomma,
anche evidenziare, cioè ognuno poi è libero di andare dove vuole. Io ho girato un po' Lisbona, vi posso dire che solo per prendere il tram di Lisbona ho pagato 20 euro, perciò è che non è che per girare come trasporto pubblico, no? Girare una giornata a Lisbona ho pagato 20 euro di tram, io non penso che qui costi 20 euro andare a prendere sì, certo. E bisogna vedere poi ciò che si lascia, ciò che si trova e mettere sul piatto della bilancia tanti aspetti. La signora ha citato giustamente la sanità, la tassazione pensionistica, anche altre storture che il Paese vive anche a seguito di decisioni politiche. Poi bisogna viverla la città. Bisogna poi conoscere bene anche cosa c'è lì. Bisogna viverla, no? Quando la vivi ti rendi conto quali sono i pro e quali sono i contro. Esatto. Altra telefonata, buongiorno. Franco, buongiorno. Prego. Buongiorno. Volevo solo fare una domanda, volevo solo dire, ma che fine hanno fatto i vigili urbani in questa città? Io li vedo solo girare in macchina, a fare multe che lasci la macchina parcheggiata 2 secondi, non li vedi mai girare a piedi, ci sono dei marciapiedi che sono impraticabili, è impossibile camminare dalle feci dei cani. Tutto qua. Buongiorno, grazie. Grazie. Sembrerebbe che i vigili urbani non devono, anzi la polizia locale, perché il vigili urbani ormai è un termine passato, sì. La polizia locale sembrerebbe che non debba fare le multe alle macchine che siano di verde sosta, insomma, cioè, sono per il traffico cittadino, per il controllo della città. Poi mi parlava, mi sembra, delle deiezioni canine il signore. Sì. Beh, anche quelle devono fare, però è un po' più difficile, no? Stare dietro a queste cose è difficile. Già anche che sono poche le persone preposte a questo, se vogliamo. No, ma sono pochissime le persone preposte, diciamo, qualsiasi pubblico ufficiale in presenza di una violazione potrebbe intervenire, magari segnalare. Questo anzi io invito tutte le forze di polizia che in presenza magari di violazioni di questo tipo possono intervenire, o magari se non lo vogliono fare direttamente di segnalarlo alla polizia locale che poi interviene con la violazione. Ma su questa cosa il signore ha sicuramente ragione, ma non è il primo giorno che ne parliamo di questo, ma solo che è difficile, no? Con il personale della polizia locale che in questo momento abbiamo, lo stiamo incrementando man mano, e questo a onor del vero, insomma, c'è più presenza di una volta della polizia locale in città, perché è molto importante anche, al di là del signore che diceva che girano in macchina, è molto importante anche avere la presenza delle forze di polizia sul territorio, perché è un po' un deterrente. Basta vedere quello che succede oggigiorno, non so, parliamo di piazza Goldoni o di qualsiasi altro posto, dove ci sono sempre lite e altre cose. Allora la presenza, io dico sempre, al di là delle telecamere ed altre cose, a mio avviso, io ho fatto l'operatore di polizia, per questo a mio avviso dico che la presenza delle forze dell'ordine in determinati posti è un grande deterrente in modo che queste cose non succedano. Adesso magari ho divagato un po' sulla questione, però mi sembrava opportuno dirlo, perché quando il signore mi parla che vede la polizia locale in giro in macchina, sempre in giro in macchina, beh, dico, quello è anche un motivo di fare presenza sul territorio e dare anche la percezione della sicurezza che le forze di polizia sono sempre presenti, no? Questo è. Altra telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono io in linea? Sì, prego, ci dica. Buongiorno a lei, buongiorno al consigliere Pantecca. Io volevo chiedere solo una cosa al consigliere Pantecca. Nelle scuole materne e negli asili nidi non è possibile fare le fotografie a viso ai bambini. Questa è una cosa che mi disturba tanto, perché io ho dei bellissimi ricordi delle scuole dei bambini che mia figlia quando frequentava e tanto. Però c'è un però, l'altro giorno sul Piccolo c'erano le foto dei bambini in pieno che si vedevano chiaramente in viso. E allora io chiedo perché sul Piccolo e anche nei filmati che avete fatto voi i bambini si possono vedere benissimo, e nelle scuole dove magari fanno laboratori
con i bambini, eccetera, i genitori non possono avere le foto dei loro bambini, parlano di un garante della privacy che sembrerebbe abbia mandato delle circolari nelle scuole, però queste circolari, anche a detto delle rappresentanti di classe, non si trovano. Io volevo chiedere se c'è questo garante della privacy, è una persona fisica con cui si può trattare, si può parlare, perché non mi dica di parlare con l'assessore all'educazione, perché l'assessore all'educazione ha già detto parlate con i servizi non rispondono, però c'è questa persona, questo garante della privacy con cui si vorrebbe magari trattare, perché si è sempre fatto nelle scuole, al limite si può chiedere una liberatoria ai genitori, non vedo perché magari un genitore vorrebbe avere, io ho lavorato nelle scuole materne e ho sempre fatto le foto con i miei bambini e anche foto con laboratori con i bambini ed i genitori erano super entusiasti, si facevano libretti, si facevano addirittura la crescita del bambino al nido, da quando arrivava, da quando usciva. Adesso tutto questo è impossibile, si possono vedere solo di schiena, si possono vedere solo così al volo, però sul piccolo c'è una fotografia enorme di questi bambini che partecipano alla corsa dei miracoli, eccetera, eccetera. Allora io volevo chiedere al consigliere Panteca se lei ha idea di chi sia questa persona del garante della privacy con cui si può eventualmente andare a parlare per i genitori, ovviamente, perché per non mettere in mezzo le scuole, per chiedere questa circolare se esiste veramente e per eventualmente fare delle liberatorie in cui le maestre che fanno delle foto meravigliose possono dare queste foto ai genitori che lo richiedano, dove magari c'è solo quel bambino, perché non si può, per esempio, fanno i compleanni a scuola e non si può avere neanche la foto del bambino stesso che soffia sulle candeline insieme ai loro amici e questo mi trovo assolutamente sbagliato, perché penso che i genitori, una volta una persona del comune mi ha detto gli utenti sono i genitori, sbagliatissimo, però visto che i genitori chiedono queste cose non si può andare a parlare con nessuno, non si trova questa persona fisica. A chi ci si deve rivolgere? Ok, bene. Grazie signora. Prego Panteca. Lei sicuramente, questo è un paradosso, questo, no? Perché noi vediamo assurdo. Ci sono delle manifestazioni sportive, ludiche in quel modo. Per quel tipo di attività che il ragazzino fa si può fotografare, tutti possono fotografare, tutti possono pubblicare. Poi per le attività che fanno nelle scuole questo non si può fare. Io questo ritengo anche che sia un po' un paradosso, perché non è a tutela del minore, questo insomma credo. È un po' dettato dalla questione mediatica che in questo momento c'è, anche questo. Ma ritornando al discorso della signora, si deve rivolgere al direttore di quell'area di servizio dell'area educazione. Diciamo, potete scrivere anche al direttore generale del Comune di Trieste che si occupa anche di questo e sicuramente lui è responsabile di tutta l'area personale anche delle scuole ed altro, che è il dottor Lorenzutto. Potete scrivere a lui e sicuramente avrete una risposta adeguata su quelle che sono le vostre esigenze e quello che sono le vostre richieste. Poi come ufficio di garante per la protezione dei dati personali esiste un'autorità che è questa che vedete adesso, è il sito internet, esiste un presidente, quindi esistono delle persone fisiche, non è un ufficio automatizzato. Ma sì, certo che però sono a livello centrale, certamente. No, parliamo a livello locale di qua, perché ovviamente
per parlare a livello centrale dovreste scrivere, bisogna fare delle norme, poi diventa una cosa molto complicata e molto difficile, che a livello delle persone, a livello di cittadini è difficile, no, raggiungere certi enti e poi avere anche una risposta. Loro hanno bisogno di una risposta immediata e chi può dare la risposta immediata è l'ente in cui loro sono residenti, in questo caso il Comune di Trieste deve darle una risposta. Poi prima di concludere io volevo ringraziare, sono stato candidato alle regionali, è la prima volta dopo le regionali che vengo in televisione, ma volevo ringraziare tutti quei cittadini che hanno creduto in me, quei 600 cittadini che mi hanno creduto e che hanno scritto il mio nome su quella scheda elettorale. Io di questo li voglio ringraziare tutti quanti, uno per uno di cuore, ma gli dico anche che tutto quello che abbiamo discusso durante la campagna elettorale e gli impegni che ci siamo presi durante quella campagna elettorale sarà sicuramente, sono incentivato ancora di più oggi a portarli avanti, sia a livello regionale ma anche a livello comunale per quelle che sono poi le iniziative che mi hanno rappresentato a livello comunale. Pantega, una risposta in 30 secondi. Avete pensato mai a creare un nuovo soggetto politico dopo l'uscita dalla lista di piazza? Questo ce lo ha già indicato anche il sindaco di piazza in un incontro che abbiamo fatto. Questo stiamo valutando anche questo aspetto, lo stiamo approfondendo, stiamo creando i presupposti, ma anche con il sindaco stesso vediamo un po' di studiare anche un eventuale nuovo movimento politico, ma sicuramente poi sarà un movimento civico, perché noi siamo civici e giustamente proseguiamo per questa strada, perché noi crediamo nel civismo, nel mondo civico. Questo è importante per noi e lo porteremo avanti. Grazie Presidente del Consiglio Comunale Francesco Pantega per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, grazie ai telespettatori che mi hanno avuto la pazienza di ascoltarmi, spero almeno di aver dato qualche informazione giusta e adeguata, insomma, a quello che è il mio ruolo anche. Bene, noi ci fermiamo qui, grazie a tutti per averci seguiti, buona giornata.